Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, che vediamo grazie alla regia di Cristiano Facca, dove è già tutto pronto per la conferenza stampa di Luca Zaia. Prima di andare però a sentire le novità del Presidente, abbiamo anche una notizia di cronaca di poco fa, perché c'è stata un'esplosione in un'abitazione di Sovramonte nell'Agordino. Vediamo già le foto che ci sono state inviate ai Vigili del Fuoco. Due donne, un'anziana di 98 anni e la sua badante di 54 anni, lottano fra la vita e la morte per le ferite gravissime estese da ustione riportate nell'incidente. Vediamo dalle foto che si capisce quanto grave sia questa vicenda. Esplosione che sembra essere stata originata da una fuga di gas. Lo scoppio si è verificato questa mattina. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, sono ancora al lavoro i vigili del fuoco. Il personale del SUE 118 ha trasferito l'anziana all'ospedale di Feltri, ricordiamo 98 anni, mentre la 54enne al centro, grandi ustionati dall'ospedale di Padova. Sono anche in corso i rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Lamon. Non ci sono danni o feriti, a parte le persone che vivevano in casa, quindi all'esterno di questa abitazione non sono stati causati danni. L'abitazione ovviamente è del tutto inagibile. Questa era la cronaca appena arrivata. Noi diamo un'occhiata, anche sempre grazie alla regia di Cristiano Facca, alle ultime informazioni disponibili. Per esempio i vaccini, andiamo a dare un'occhiata alle vaccinazioni. Dati non aggiornati a questa mattina, dati delle scorse ore, ci dicono che in Veneto il 25,7% della popolazione è stato già vaccinato con una dose, 1.252.000 persone, 359, mentre chi ha avuto il ciclo completo, ricordiamo dati non definitivi perché sono da aggiungere sicuramente altre migliaia di vaccinazioni, l'11,2% della popolazione per 547.375. Vediamo che gli over 80 con almeno una dose sono ormai il 96%, dato altissimo. La fascia 70-79 con almeno una dose è 75%, fascia 60-69 con almeno una dose 38%. Siamo forse un po' indietro su quest'ultimo dato. Persone fragili, disabili con almeno una dose 68,5%, vulnerabili con almeno una dose 60,8%. Vediamo come è andata nelle scorse ore. Vediamo che all'inizio di questa settimana, fra il 3 e il 6 di maggio, il 5 maggio, insomma siamo forse un po' a rilento, però c'è da dire anche che la settimana scorsa, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, è stato fatto un vero record nelle vaccinazioni. Vedete questo dato altissimo di 250.231, addirittura quasi, insomma, molto più alto rispetto ai giorni precedenti. Vuol dire che ormai la campagna ha preso slancio. Vediamo che anche i dati effettivi di tutte le varie ULSS del Veneto sono molto molto incoraggianti. C'è naturalmente qualche differenza fra le varie aziende sanitarie, ma ci sta, c'è chi corre, chi rincorre, ma sicuramente l'obiettivo resta sempre lo stesso. Torniamo in studio perché prima dell'arrivo del Presidente, di cui chiediamo anche informazioni ai nostri colleghi per capire come possiamo organizzarci, non è ancora arrivato Zaia, quindi noi vediamo i dati dell'emergenza coronavirus. Gli ultimi dati disponibili sono quelli di ieri pomeriggio, ieri sera, perché come sempre questa mattina verranno dati in diretta dal governatore. Vediamo che a ieri sera c'erano 19.912 casi. Questo è un dato davvero molto buono, perché siamo scesi sotto quota 20.000 per la prima volta dopo molto tempo. Ci sono meno di 20.000 persone attualmente positive addirittura ieri sera, quindi è plausibile che sia sceso ulteriormente. Erano 301 le nuove positività riscontrate con i tamponi del pomeriggio, e per un totale dall'inizio dell'emergenza di 415.273.
dato importante, ci sono 383.961 persone che si sono negativizzate, quindi che sono risultate negative ai tamponi successivi. Purtroppo sono da segnalare ancora decessi, siamo a quota 11.400 morti dall'inizio dell'emergenza e scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante, addirittura forse più importante di quella che abbiamo appena visto per alcuni aspetti, perché ci spiega la situazione della sanità del Veneto. Allora, in area non critica sono ricoverate 1.153 persone, e anche questo è un dato che scende continuamente in modo inesorabile ed è molto positivo che scenda così. Sono 833, quindi molto meno di 1.000 i ricoverati ancora positivi, sono 320 quelli che si sono negativizzati, sono 171 in area non critica, quindi anche qui dati che scendono in modo interessante, 141 ancora positivi, 30 che si sono negativizzati. E vediamo la differenza rispetto al giorno prima, 21 ricoverati in meno in area non critica. Ovviamente questo è un bilancio, quindi sono molti più di 21 le persone che sono state dimesse dagli ospedali e naturalmente ci saranno anche degli ingressi. Sono 4 in meno le terapie intensive, anche qui davvero molto bene. Non si vede ancora quella curva ipotetica che poteva arrivare dopo il 25 aprile, dopo il 1° maggio, dopo le riaperture degli ultimi giorni. Speriamo di non doverla vedere, speriamo di poter vedere numeri simili anche per la differenza di decessi, perché un solo decesso nelle ultime ore in Veneto sarebbe veramente una notizia molto importante. Allora, sempre in attesa del governatore Luca Zaia, di cui al momento non abbiamo informazioni al volo, quindi con la regia di Cristiano Facca torneremo al volo finché non arriva il governatore a vedere la tabella dei vaccini per quanto riguarda le dosi inoculate nella giornata di ieri e dell'altro ieri. Allora, vedete che siamo ormai a 41.000 dosi inoculate in Veneto ogni giorno, ed è un dato molto interessante anche questo, che va a braccetto con quello che abbiamo appena visto dei ricoverati, dell'emergenza, quindi dei dati puri sul coronavirus, perché è importantissimo riuscire a vaccinare più persone possibili. 41.000 dosi somministrate nel corso di un giorno è un buon obiettivo. Sappiamo che il target è un po' più alto, addirittura si avvicina ai 50.000, ma già così si arriva poi a un totale di 1.835.369 persone che hanno ricevuto prima o seconda dose. Le prime dosi, vedete, sono 31.753, anche qui siamo, come dicevamo, a 1.271.901. I cicli completati sono 9.935 nel corso dell'ultima rilevazione, quindi al giorno, e per un totale di 563.468 dosi somministrate su dosi fornite, 90,6%. Vuol dire che il Veneto praticamente ha poche scorte, e questo è un bene vista il fatto della corta durata di questi vaccini. Naturalmente ne sono in arrivo molti, sappiamo anche dalle conferenze stampa che si sono tenute nelle varie USL del Veneto che vaccini ce ne sono, ne abbiamo a disposizione molti, quindi l'importante è vaccinarsi. Noi utilizziamo anche questo nostro telegiornale per fare un po' da gran cassa dalle richieste della sanità veneta, che dice: vaccinatevi e prenotatevi. Non appena si aprono gli slot si può cominciare a prenotarsi. Ovviamente non sempre la prenotazione va a buon fine nei primi minuti, perché nonostante, dicevamo, qualche ritrosia da parte di alcune fasce di età, sono molte le persone che vogliono accedere alla campagna vaccinale. Qualcuno magari dovrà aspettare qualche ora per potersi prenotare, e qualcuno dovrà aspettare magari un paio di giorni in più per poter avere la vaccinazione, ma sappiamo che ormai la strada è intrapresa, la strada è quella. Siamo sempre in attesa di Luca Zaia, di cui non abbiamo in questo momento informazioni. Vi ricordiamo che nei nostri telegiornali di questa sera approfondiremo tutti i temi di giornata, la cronaca, la situazione vaccinale, l'emergenza coronavirus. Vediamo che si stanno accomodando le autorità nella sala stampa. Vi lasciamo alla conferenza stampa. Le televisioni dicono che sono
Dall'altra parte, bene. Buongiorno, siamo puntuali, insomma 5 minuti di ritardo. Oggi ci sono io assieme al professore Palù che, come vedete, non c'è il Presidente perché ha una videoconferenza con le regioni e quindi non riusciva oggi a essere presente. Io farò la prima parte legata appunto all'insolita illustrazione dei cartelli e quindi il bollettino quotidiano, poi vi dico un paio di cose rispetto alla conferenza delle regioni che c'è stata ieri e poi lascerò ampio spazio al professore che ci parlerà di varianti e anche di altre questioni, e poi sono convinta che voi avrete molte domande da fare, visto che abbiamo un ospite illustre che potrà darci anche delle risposte puntuali e specifiche. Allora iniziamo con il bollettino. Tamponi molecolari 5.085.938. Test rapidi 4.432.896. I positivi delle ultime 24 ore sono 850. Che rapportati ai tamponi effettuati negli ultimi 24 ore, che sono quindi 38.306 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 850 i positivi trovati, ci danno un'incidenza del 2,21. Il numero dei positivi a inizio pandemia oggi, quindi dal 21 di febbraio 2020 ad oggi, sono 415.822. I positivi invece attuali che noi abbiamo sono 20.035. I numeri invece rispetto alla degenza ospedaliera sono numeri, come vedete, molto buoni. 1.281 che sono i ricoveri totali Covid, con un meno 55 nelle ultime 24 ore, che si suddividono così: nell'area non critica 1.113, meno 50, e nelle terapie intensive attualmente ci sono 168 persone, quindi meno 5 rispetto al bollettino di ieri. Le persone invece in terapia intensiva non Covid sono 276, quindi vedete che il numero delle persone in terapia intensiva non Covid sta aumentando, ha superato di molto invece le persone in terapia intensiva Covid, perché come sapete sono state riaperte anche tutte le attività chirurgiche di elezione che erano state sospese nel periodo invece di forte intensità e di forte stress del sistema. Il totale dei morti è 11.404 più 7 nelle ultime 24 ore. I dimessi ad oggi sono 20.799. Oggi, voi sapete, è anche giornata in cui noi abbiamo i primi numeri per quanto riguarda la cabina di regia che ci sarà domani, che quindi ci darà la classificazione delle regioni rispetto alle varie aree, quindi numeri che poi saranno comunque confermati dalla cabina di regia che c'è il venerdì, e i numeri che la nostra prevenzione ci ha fornito sono un RT del 0,95, 0,95, incidenza 97 su 100.000 abitanti, quindi questo è un numero buono, e l'occupazione ospedaliera 15% sia per le terapie intensive, il 15% anche per l'area non critica. Sapete che lì il delta è 40% per l'area non critica e il 30% per le terapie intensive. Mentre il dato, e lo diceva adesso sentendo anche il professor Palù, dell'RT è un dato che ci preoccupa, ci deve far preoccupare, ma al tempo stesso anche quindi porre
tutte le dovute attenzioni e ricordare che i nostri comportamenti sono fondamentali, perché è chiaro che le misure che noi dobbiamo mettere in atto proprio per riuscire a avere parametri di questo tipo sono misure che passano attraverso i comportamenti e la responsabilità dei singoli individui, quindi distanziamento sociale, utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani. Quindi è chiaro che il messaggio che noi, che il Presidente continua a dare, è quello di non abbassare la guardia, ma di porre ancora tanta attenzione e quindi seguire in maniera molto scrupolosa anche quelle che sono tutte le situazioni, ma anche le indicazioni che noi dobbiamo seguire, perché è vero che la campagna vaccinale sta andando avanti molto bene. Oggi, il dato di oggi, quindi riferito a ieri, è di 42.686 somministrazioni. Voi sapete che il target che ci ha dato il commissario Figliuolo è di 40.750, quindi noi siamo sopra 42.686 somministrazioni. È una campagna che va avanti con ultime call che facciamo e utilizziamo anche questo spazio per gli over 60. Quindi diciamo, se ci sono ancora persone over 60 che non si sono prenotate, affrettatevi, per carità, ci sarà sempre spazio, non è che chiudiamo nulla, però insomma vorremmo che in questi giorni che ci sono ancora alcuni posti liberi andassero a prenotarsi, o comunque sapete insomma la vaccinazione non è obbligatoria ma è facoltativa, ma facciamo ancora quindi questa call per gli over 60 perché nei prossimi giorni, ma lo faremo insomma al momento opportuno, probabilmente vista la situazione inizieremo anche a aprire per la categoria inferiore, quindi per l'altra categoria, quindi i cinquantenni, 50-59, ma ne daremo comunicazione, quindi facciamo ancora questo appello a tutti i cittadini insomma, che ancora non si sono prenotati, dicendo che c'è la possibilità di prenotarsi e quindi di farlo. Ieri è arrivata anche un'altra comunicazione, ieri sera, e poi eventualmente il professor Palù vi dirà anche meglio insomma, se ci sono domande specifiche, un'ulteriore comunicazione rispetto alla seconda dose dei vaccini a RNA messaggero, ossia Pfizer e Moderna. Voi sapete che era arrivata una prima circolare che diceva che in caso di emergenza si poteva appunto fare la seconda somministrazione dopo 42 giorni. Ieri sera invece è arrivata una nuova circolare che dice che è raccomandabile, quindi insomma ci sono stati degli studi, quindi la seconda dose può essere fatta dopo la 6ª settimana, quindi 42 giorni. Quindi va anche a cambiare un po' quella che è la strategia, perché c'è questa indicazione più precisa e più puntuale che quindi ci dice anche che quindi le seconde dosi possono essere fatte, ma è raccomandabile, scusate, che vengano fatte dopo la 6ª settimana, quindi intorno ai 42 giorni. Le ultime cose che vi dico rispetto invece alla conferenza stampa alla conferenza delle regioni che c'è stata ieri. Sapete che ieri si è parlato dei provvedimenti che sono e quindi gli emendamenti che le regioni hanno presentato per quanto riguarda il decreto 52, quello insomma ultimo, quello che conosciamo, e le regioni hanno ripresentato le stesse richieste, quindi aumentare di un'ora il coprifuoco, quindi arrivare fino alle 23, la riapertura non in luglio ma dal 1° di giugno dei parchi tematici, di tutto quel comparto che era previsto il 1° di luglio, l'indicazione di riapertura anche rispetto alle piscine all'interno che non sono previste da nessuna parte, il discorso di chiarire tutta la partita del wedding, degli eventi che non è inserito, la possibilità della ristorazione all'interno e l'apertura durante i fine settimana anche dei centri commerciali e dei negozi che oggi sono chiusi. Sono le stesse osservazioni, gli stessi emendamenti che già conoscevate, ieri sono stati ribaditi in conferenza delle regioni. La conferenza delle regioni ieri ha anche approvato le linee guida per le riaperture delle strutture extraospedaliere per anziani, disabili e quant'altro, quindi tutto il settore dell'extraospedaliero. Noi era molto attesa questa cosa per quanto riguarda le case di riposo.
Il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro tecnico tra le 5 prevenzioni che si sono riunite, quindi delle 5 regioni che coordinano che fanno parte di questo gruppo. Lunedì sera assieme al dottor Rezza e al dottor Brusaferro, ero presente anch'io come coordinatrice del gruppo, e sono state quindi definite e concordate le linee che sono state approvate ieri. Quindi Ministero, Istituto Superiore di Sanità, insomma, su quel testo hanno concordato. Ieri la conferenza le ha approvate e le ha trasmesse poi al Ministero, perché c'è un duplice passaggio. Uno deve essere quello di un recepimento nazionale e quindi di un'emanazione da un punto di vista nazionale, perché ci sia un'uniformità su tutto il territorio nazionale. E poi c'è la richiesta però di abrogare il famoso articolo 11,6 del decreto di marzo, che è quello che invece limiterebbe l'accesso alle strutture solo nei casi di fine vita o comunque solo in indicazioni molto particolari. Cosa dicono le linee guida? Faccio molto velocemente. Allora, permettono la possibilità di aprire alle visite dei parenti all'interno di queste strutture quando il familiare o il parente è in possesso del Green Pass e quindi ha una delle 3 condizioni che sono previste: vaccinazione completa, tampone nelle ultime 24 ore o aver già superato appunto la malattia, quindi aver superato, quindi essere già stato contagiato e aver avuto il Covid. Ci sono le indicazioni per l'interno, l'esterno, insomma la checklist all'entrata del familiare, massimo 2 persone per ogni ospite, la possibilità anche di, in casi specifici, ma comunque su raccomandazione, di fare la visita anche nei reparti di degenza qualora l'ospite non possa muoversi oppure ci siano situazioni di un certo tipo. Accanto a questo ci sono anche le indicazioni per i nuovi accessi e ingressi delle persone, in cui anche in questo caso si distinguono tra la persona che entra con la vaccinazione completa, che quindi poi seguirà l'iter dello screening previsto all'interno della struttura, ma entra nella comunità, per capirci, quindi non fa nessun tipo di isolamento. La persona che ha avuto solo la prima dose e quindi anche in questo caso è in attesa della seconda dose entra senza fare quarantena, ma poi seguendo invece gli screening previsti, quindi settimanali all'interno delle strutture, mentre la persona che non è ancora vaccinata fa un isolamento, una quarantena iniziale di 10 giorni e poi invece entra in maniera completa all'interno della struttura. Queste sono, insomma, ve le ho un po' in maniera molto veloce riassunta le linee. Le regioni concordano nel fatto che ci deve essere un'indicazione forte nazionale e quindi un recepimento in un'ordinanza, in una circolare, in un provvedimento, insomma, anche perché si parla dell'abrogazione di un comma di un articolo appunto previsto nel decreto di marzo, e che ci sia poi uniformità in tutto il territorio, perché chiaramente è una tematica delicata, sentita. Tutti siamo consapevoli che c'è bisogno di tornare anche a un contatto, a una visita, perché ci sono poi aspetti di natura emotiva e psicologica che sono altrettanto importanti rispetto a quelli di altro tipo. Io mi fermerei qui, non so se ci sono domande, poi passiamo subito invece al professor Palù, che ha sicuramente molte cose e sono sicura che voi avrete molte domande da fare. Ma un attimo, mi sono dimenticata un compleanno e quindi è giusto mantenere le tradizioni. Oggi compie 100 anni la signora Emilia Codato di Chirignago. Facciamo gli auguri. Abbiamo Zambon, gente veneta. No, io aspetti il professor Palù. Guidone, avanti, prego. Buongiorno, Assessore, volevo chiederle se abbiamo un dato definitivo dei sanitari che ancora non si sono vaccinati. Non ce l'ho, stanno portando avanti tutte i vari step, diciamo, previsti dall'articolo 44. Vediamo di fornirvelo, insomma, non ce l'ho qui il dato. Ce la facciamo per oggi, secondo lei? Sì, va bene, proviamo a recuperarlo per oggi pomeriggio e poi tramite Carlo ve lo comunichiamo. Grazie, anche perché sembrano pochi in realtà
da quello che sentiamo USL per USL. Le faccio altre brevissime domande senza perdere troppo tempo. Lei diceva che si sta per aprire ai 50-59 per le vaccinazioni, ci dicono che Venezia già domani parte. Le chiedo se ci sono anche altre USL che sono già così non avanti. mi risulta, non sapevo sta cosa di Venezia, però una buona non mi notizia. risulta. Abbiamo fatto un incontro stamattina in cui abbiamo fatto il punto della situazione, quindi abbiamo visto USL per USL come sono le prenotazioni, se ci sono posti liberi, abbiamo concordato appunto di fare questo richiamo ulteriore e poi invece di procedere con l'apertura uniforme su tutto il territorio. Quindi Nei prossimi giorni. Adesso non lo so, Venezia se ha già aperto le prenotazioni. Così ci dicono i colleghi di Venezia. Mi sembra strano che abbia aperto le prenotazioni. ok, Facciamo perché una l'idea è verifica. di partire in modo uniforme. Uguali in tutta la regione Veneto e in tutte le aziende sanitarie. Perfetto. E a proposito di aziende di altro tipo, avete un'ipotesi temporale per le vaccinazioni in azienda? Perché alcune sono pronte dal 15 aprile, ci segnalano, abbiamo il laboratorio pronto, penso alla Ermec veronese, ma non solo. Lo sappiamo, su questo c'è un tavolo, mi sembra che si riunisce anche domani, nazionale, facciamo parte anche noi, il dottor Mongillo e la dottoressa Russo fanno parte di questo tavolo, perché le regioni hanno chiesto anche ieri insomma, che ci sia un'indicazione uniforme nazionale. anche qua nazionale, perché sennò poi voi capite è difficile gestire se ci sono settori specifici, se non ci sono, oppure se possiamo partire in contemporanea. Quindi aspettiamo che ci siano indicazioni, sappiamo che molte aziende sono già pronte e appena avremo queste indicazioni anche noi poi possiamo dare la partenza. Ultimissima cosa però, non so se forse possiamo chiederlo al professor Palù, questo RT che è in controtendenza rispetto agli altri indicatori. Poi lo chiediamo al poi al professore, Palù, mi grazie. sembra sia sicuramente molto più appropriato della È sottoscritta l'uomo per giusto. rispondervi. Grazie. Malavasi. 3 domande. Dunque, il decreto riaperture dice che si riaprono i congressi, i convegni appunto il 15 giugno e il 1 luglio. Non si parla mai di sagre. Mi pare anche una circolare successiva del Ministero non ne parli. Allora, chi sta organizzando, chi in genere organizza sagre, parrocchiali, non parrocchiali, paesane, eccetera, si domanda, ma a noi quando toccherà, quando potremo riaprire? Ha qualche informazione in più? C'è possibilità anche che la Regione possa chiarire questo tema che rimane nel limbo? Hanno ragione, nel senso che chiaramente se uno deve organizzare attività è corretto e giusto che ci siano le informazioni giuste, puntuali e corrette. Non ho novità e quindi non ho aggiornamenti su questo settore, ma possiamo sicuramente, insomma, le interlocuzioni che ci sono, insomma, sono interlocuzioni quotidiane rispetto anche a queste tematiche delle riaperture e osservazioni, possiamo farlo presente in modo che ci sia un pronunciamento anche su questo. Grazie. C'è un'altra zona grigia, un po' opaca, simile, che è quella dei circoli culturali ricreativi. Allora, secondo il DPCM del 2 marzo, quelli che hanno anche attività tipo bar, per esempio, insomma, possono riaprire perché sono considerate come attività commerciali. Però ce ne sono altri di circoli ricreativi, penso quelli parrocchiali, che non sono attività commerciali, sono attività, come dire, parallele a quella principale. Queste non sono ricomprese e non sono considerate in nessuna normativa, insomma, e quindi tendenzialmente non aprono per precauzione, però insomma magari in alcune zone sono anche le uniche strutture di sollievo di questo tipo che si aprono la domenica. Le regioni nel pacchetto di linee guida che noi abbiamo redatto e poi approvate in conferenza, mi sembra la conferenza forse del 28 di aprile e poi trasmessa sempre al Ministero, ci sono, noi abbiamo lavorato anche per i circoli culturali e sociali, consapevoli dell'importanza che hanno anche in alcune zone. Quindi alla pari possono riaprire. Noi abbiamo dato chiaramente, abbiamo chiesto anche con il supporto di alcune linee guida ben definite ed è una delle tematiche che è inserita tra le richieste che le regioni hanno fatto. Ah, quindi fra le richieste non c'è ancora la risposta definitiva. Terza domanda, la posizione della Regione rispetto all'apertura che mi pare di questi ultimissimi giorni per il ritorno all'idea di vaccinare tutti gli operatori, tutti gli residenti nelle piccole isole,
nelle zone insomma, di maggior pressione, maggiore interesse e attrattività turistica. Il Presidente si era detto, mi pare a suo tempo, non particolarmente favorevole. Si ritorna su questa posizione, si torna indietro, si cambia idea? No, allora io ribadisco la posizione che aveva manifestato il Presidente, nel senso noi abbiamo la volontà di mettere in sicurezza tutto il Veneto e non una parte del Veneto. La giustificazione con cui si sta parlando su queste isole si dice anche perché sono isole a volte che non hanno un presidio sanitario, non hanno un presidio ospedaliero e sono anche con pochi abitanti, quindi anche onde evitare lo spostamento di persone. È chiaro che con l'arrivo di quantità di vaccini importanti come quelle insomma, che ci dicono, riusciremo anche ad aprire, e noi vorremmo fare questo insomma a un po' tutta la popolazione, quindi per quanto ci riguarda la campagna continua in questa direzione. Dopodiché attendiamo, perché è giusto e corretto attendere anche se ci sono indicazioni, le imprese, il comparto turistico, altri comparti che sono i comparti forse anche che sono più a contatto con le persone, ogni tanto qualcuno dice le cassiere del supermercato rispetto insomma, quindi la grande distribuzione. Attendiamo insomma un po' tutte le regioni, l'hanno fatto presente anche ieri in conferenza delle regioni e anche il giorno prima in Commissione Salute, delle indicazioni precise però su questo. Ok, grazie. Guidone. Sì, buongiorno Assessore. Le giro delle domande che ci arrivano dagli ascoltatori. Ieri è stato detto che i sessantenni, o meglio quelli nella fascia dai 60 ai 69, hanno questa priorità fino al 19 maggio per prenotarsi. Allora le chiedo, se per qualunque motivo un sessantenne non si è prenotato entro quella data, ma in seguito decide di farlo il vaccino, la data diventa poi diciamo random, può essere qualsiasi subito oppure va a finire in estate? No, noi abbiamo aperto le agende, se vi ricordate abbiamo aperto fino al 19 di maggio le agende per le prenotazioni con la fascia over 60 e quindi si sono prenotati gli over 60, ma continuavano ad essere aperte le agende per l'over 70 e l'over 80 che non si era prenotato, e quindi continuerà anche dopo. Non è che se uno è rimasto indietro o comunque decide di vaccinarsi tra 2 mesi non trova, quindi viene garantita. Ho capito. E poi c'è un ascoltatore che è del 55, classe 55, che ha il richiamo del vaccino Pfizer il 24 di maggio. I richiami che sono stabiliti vengono mantenuti. Quindi saranno dalle nuove somministrazioni che inizieranno a inserire appunto per la seconda dose indicazioni diverse, ma quelli che hanno richiami già previsti chiaramente vengono mantenuti, anche perché voi capite sarebbe se no un lavoro immane e inutile. Quindi non ci sarà una riprogrammazione degli appuntamenti? Chi ha richiamo Pfizer o Moderna mantiene la data di richiamo. Grazie. Abbiamo Moscati e Giacomuzzo. Tu dopo? Giacomuzzo prima. A Palù. Allora no, ancora non avevo aperto la sessione. Prima però parla il professore. Assessore, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle un chiarimento sulle case di riposo. Mi pare di capire, allora è stato fatto un passo avanti, ma ancora non si può dire si apre perché manca questo decreto. Manca, allora c'è bisogno assolutamente, perché c'è un'indicazione, la trovate nel decreto del 6 di marzo mi sembra, articolo 11,6, perché me lo ricordo molto bene, che quindi chiude la possibilità di visita all'interno delle case di riposo, delle strutture di altro tipo. Quindi bisogna che prima venga rimosso quella indicazione e contestualmente alla rimozione di quella indicazione ci siano le nuove linee guida, che sono quelle che sono state approvate ieri. Poi in che forma il Ministero deciderà di ordinanza, circolare, nuovo decreto, emendamento all'interno di un provvedimento, non lo so, però quello che deve succedere, cioè
diciamo così, la prassi più corretta e l'iter è questo. Legge deve in qualche modo Quindi ci deve essere un provvedimento da parte del Ministero. Lei ha una previsione di tempi? Allora, lunedì sera l'incontro appunto sia con il dottor Rezza che col dottor Brusaferro abbiamo chiesto proprio molta velocità, loro si sono impegnati perché, ripeto, i testi che sono usciti sono testi condivisi con loro, anzi seduta stante hanno fatto le modifiche, le correzioni che noi abbiamo subito, visto che era il Veneto comunque che materialmente scriveva il testo e poi lo distribuiva, abbiamo subito quindi apportato le modifiche. Quindi sul fatto che il testo debba essere di nuovo visto, rivalutato, corretto, no, perché è stato fatto insieme con loro, quindi adesso si tratta di capire, abbiamo dato urgenza comunque. E chiesto urgenza. Non c'è intenzione da parte della Regione di fare un allungo o ha spazi di libertà di movimento autonomo la Regione su questo tema? Voi sapete che la Regione all'interno delle strutture non è l'ente che gestisce le strutture, ma sono le strutture che hanno autonomia e le strutture possono decidere in autonomia, tante hanno riaperto anche le visite, ma sono loro stesse che ci chiedono che ci sia un fondamento giuridico e legislativo e quindi io credo insomma che sia importante che ci sia questo. Siamo tutti intenzionati e nessuno credo che non abbia la volontà o l'intenzione di arrivare a questo insomma nel più breve tempo possibile. Allora a questo punto io lascerei la parola al professor Palù che farà un'introduzione sulla base di alcune slide, quindi adesso troverò il modo per accontentarle TV, ma anche noi, ecco, non proprio buio, troviamo un mix, ecco, un mix efficiente, grazie. Allora, intanto io ringrazio il professor Palù perché arriva direttamente da Roma, quindi insomma dovevamo averlo qua, voi sapete già lunedì, ma lunedì poi c'era un CDA, non riusciva ad essere qui presente, invece oggi insomma è arrivato adesso insomma da Roma e quindi lo ringrazio perché riuscirà anche a darci tutta una serie di indicazioni molto precise sulle tematiche che sentiamo, varianti, quant'altro e anche poi rispondere, sono sicura, insomma, alle domande anche rispetto a quanto insomma è stato chiesto e sottolineato anche durante il mio intervento. Quindi io lascio il posto al professor Palù, non deve venire qui perché altrimenti le televisioni non lo inquadrano. Devo cambiare mascherina? Devo cambiarla. No, riesce a parlare meglio, così si sente anche meglio, insomma. Allora, buongiorno, grazie Assessore. Ho accettato volentieri l'invito del Presidente Zaia di venirvi a parlare di varianti perché credo sia un tema importante e io vi parlerò come un virologo affronta questo argomento, cioè un approccio di studio e che cosa significano le varianti e vi devo subito dire che quando si parla di varianti virali bisogna conoscere qual è l'origine del virus, come evolve, i suoi rapporti con l'ospite e variante non significa che sia collegata a un processo patologico o a una virulenza, cioè a un grado di aggressività del virus. È un fenomeno che andrebbe considerato dal punto di vista naturale, quindi come una costante che ogni virus ha. Ho cercato di servirmi di diapositive perché mi rendo conto che non è un argomento per non addetti ai lavori e cercherò di essere semplice e le illustrazioni servono solo per farvi capire quello di cui ci occupiamo. Stiamo parlando dal gennaio 2020 di come si è evoluto questo virus e qual è la sua origine e la vedete in basso dove si parla di 2019 nCoV e lo vedete vicino a un pipistrello. Cos'è quel pipistrello? È un Rhinolophus sinicus, cioè sarebbe un pipistrello che ha la zampa di cavallo, sarebbe un horseshoe bat, Rhinolophus sinicus, che ha un
uno dei tanti virus, perché ne ha tanti di questi virus, che sono correlati alla SARS, che la vedete in cima, il virus della SARS del 2002, lo vedete là in alto, a cui è simile per l'80% del genoma, ma ne ha centinaia questo di SARS coronavirus, che sono virus che infettano i mammiferi, genere alfa e beta, e gli uccelli, gamma e delta. Ne ha così tanti che qualcuno arriva ad essere simile al 98% come SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19, che non è però più in grado di infettare le cellule di pipistrello. Quindi è un virus che già si è evoluto, sicuramente quello è l'ospite naturale, e lo sappiamo che pipistrelli e soprattutto altri piccoli mammiferi come i topolini e i ratti sono il serbatoio di questi virus, e sappiamo anche che questi virus passano da questi animali attraverso un ospite intermedio all'uomo, così è sempre avvenuto. Sembra di no in questo caso. Allora, per dirvi che la prima complessità che trovate è la complessità del genoma. Guardate quanti genomi ci sono lì e vedete in rosso in basso i virus che sono stati sequenziati nei laboratori, in 5 laboratori cinesi, proprio all'inizio di gennaio, e una settimana dopo, pensate, una piccola società che io ho visto nascere quando ero a Boston, si chiama Moderna, aveva già il vaccino pronto sulla base di una sequenza di genoma che originava dai cinesi, perché è poco da dire, il virus è cinese, perché è lì che è nato, è lì che si è sviluppato. Bene. Ecco, e alla fine di gennaio un altro ricercatore, un virologo vero che io ho visto perché ho partecipato al suo dottorato di ricerca quando era a Francoforte, si chiama Christian Drostein, dopo neanche una settimana anche lui, sulla base di questa sequenza, aveva sviluppato la cosiddetta PCR, quello che si chiama il test molecolare. Che cosa? Utilizzando quella sequenza pubblicata. Vi ricordo che questo test, che oggi definiamo il test di riferimento, in realtà non è nato come gold standard, perché è nato su una sequenza pubblicata, non su un virus purificato. Quindi quando stiamo parlando di evidenze scientifiche, dovremmo dire che un gold standard, e vi faccio una domanda, per voi qual è il gold standard della gravidanza? È il test di gravidanza? Che misura le gonadotropine corioniche? Qual è? Il pancione. Quello è il gold standard. Quindi in ogni test diagnostico ci deve essere un riferimento o clinico o laboratoristico. Nella virologia di solito è l'isolamento del virus, ma qualche volta può essere il PCR perché è più sensibile. Ma vi ricordo che questo test è nato senza un gold standard. E quindi guardate questa complessità. Siccome è molto sensibile, rischia spesse volte, dopo i 30 cicli, di amplificare sequenze che sono nel nostro genoma o che sono comuni a altri coronavirus che circolano, i cosiddetti falsi positivi. Andiamo alla prossima diapositiva. E questa vi illustra quant'è la complessità del virus. È il più grande virus a RNA che infetta l'uomo e i mammiferi. 30.000 nucleotidi, che vuol dire 26 geni che li vedete elencati lì. Sapete quant'è il nostro genoma? 3 miliardi e mezzo di nucleotidi, quindi la differenza è 6 logaritmi, indice di grandezza. E voi non pensate che nel nostro genoma, in 3 miliardi e mezzo di sequenze, non ci sia qualche sequenza genica che assomiglia a questo virus? Certo che c'è. E quindi questo ci fa allertare. Allora, ma io vi devo parlare di evoluzione di varianti. Allora, tutti i virus a RNA mutano naturalmente nello stesso individuo, in un altro individuo. Quanto più dura l'infezione in un ospite, vi cito il caso dell'HIV, dell'epatite C,
Addirittura uno stesso organismo umano alberga centinaia di virus diversi, pur essendo stato infettato da una sola specie o quasi specie. Questi si chiamano quasi specie perché le differenze del genoma sono intorno al 2-3%, quindi quei 30.000 nucleotidi che vedete basta variazioni dell'1% per dire che è un virus diverso, perché il virus muta, gli RNA virus mutano, i DNA mutano molto meno, perché correggono gli errori. Il nostro genoma muta, soprattutto se ci esponiamo a Marghera, alle polveri, se ci esponiamo agli idrocarburi, ai carcinogeni chimici o naturalmente per una questione stocastica, perché replicando le nostre cellule più replicano, più accumulano errori. Ebbene, questo virus invece, diversamente da tutti gli altri virus a RNA, vedete, ha questo genere, vedete, questi si chiama esonucleasi, condizione non devo toccare. L'esonucleasi, sapete cos'è quello? È un enzima che ripara gli errori. Se incorpora un nucleotide sbagliato, il virus lo corregge. Quindi questo virus muta un nucleotide per genoma al mese, che è 10 volte meno dell'influenza e dell'HIV. Quindi la variante nasce spontaneamente, anche se in questo virus è ancora più difficile che insorga, però insorge. E poi sotto vedete un altro meccanismo. Vedete quelle due filamenti, uno si chiama accettore e donatore, cos'è quello? Quando un pipistrello è infettato con due virus diversi, vi ho detto che ne ha circa 100, il Rhinolophus sinicus, quello che esiste in una caverna unica al sud della Cina, dove Zheng Lixi, la virologa di Wuhan, ancora 10 anni fa è andata a coltivarli, a prenderli e a coltivarli in laboratorio. Ecco, questo è un altro fenomeno che unico di questi virus, assieme agli oncoretrovirus, ai virus che danno il cancro nell'uomo, che hanno un genoma appaiato, come una specie di cromosoma. Hanno un genoma diploide, si chiamano, due copie dello stesso genoma. Questi virus invece hanno una sola coppia, ma quando virus diversi infettano la stessa cellula possono ricombinare. E dove ricombinano? Vedete tutte quelle lunghe sequenze, sono 26 se le contate, con ORF1, ORF1B, 3, 4, 5, 6, sono 26 geni. Bene, ognuno di quei geni comincia con una sequenza simile, quindi quando due virus entrano nella stessa cellula, la replicazione virale, che si chiama RDP o il numero 12 che è scritto lì in giallo, cosa fa? Salta da un filamento all'altro. Avviene quello che normalmente durante la meiosi, quando nei nostri, cellule germinali il numero di cromosomi, ne abbiamo 26, diventa 23, 46 diventa 23, si scambiano nelle zone di omologia. Ecco un altro meccanismo, quello che fa sì solitamente che questi virus del pipistrello possa infettare un altro mammifero, lì si incrocia con il virus di quel mammifero e poi va all'uomo. Quindi queste sono le varianti. Ecco come variano, per meccanismo naturale passi all'evoluzione, cerco di stare più rapido. Questo è un lavoro che vi faccio vedere dell'aprile 2020 che diceva, vedete, questo è il genoma, sono 30.000 nucleotidi, quelli sono tutti i geni, vedete che non c'è una zona dove il virus naturalmente non muti. E se voi coltivate un virus in cellule o un soggetto immunodepresso, come sembra essere accaduto, lo alberga cronicamente, voi sapete che ci sono quelle positività croniche dove? Nei soggetti immunodepressi. Quel virus può mutare di più e si sembra e mentre muta si adatta sempre meglio all'organismo che è infettato, perché un virus è un parassita obbligato e ha bisogno delle nostre cellule. Vedete, lì ci sono mutazioni su tutti i geni, voi tenete in considerazione S, che vedete è un gene molto importante, è il gene della proteina che lega il recettore, è 1750 aminoacidi, quindi sono 5.000 e passa nucleotidi, quindi se sono 30.000 un sesto del genoma virale.
La prossima vi fa vedere invece, e questo è sempre lo stesso lavoro, che diceva, non abbiamo prove, e questo è stato invece sconfessato all'epoca. Vedete come avanza rapidamente la scienza. 7 giorni per fare un vaccino con una nuova piattaforma, per dire che non c'era evidenza allora che queste varianti, che pure erano presenti già nel virus di Wuhan, e poi vedete quanto rapidamente si è diffuso da noi, era già diverso, non alteravano, diciamo, la capacità di replicare del virus, né la capacità di dare malattia o di essere più o meno virulente, ma mancava un modello sperimentale e mancavano soprattutto delle osservazioni e l'importanza di studiarle come si studiano. Allora, si studiano, non basta sequenziare il genoma, bisogna poi verificare che quella mutazione ha quel fenomeno, è correlata a quel fenomeno. Più febbre, più infezione polmonare, infezione gastroenterica, infezione del sistema nervoso centrale. Ecco, questa è la correlazione che allora non c'era e che oggi conosciamo esserci in parte, perché 26 geni, ecco, quelli che avete visto, quegli accessori, non quelli che fanno la struttura del virus, che è quell'involucro, si chiama corona perché ha quei petali, la proteina S è un trimero, sono 3 molecole insieme che formano una specie di corona, dal latino appunto corona di alloro. Ecco, allora se va avanti dimostra, ecco, questo è il primo studio che diceva questo virus è naturale. Come si fa a dire? È naturale, ha dei cambiamenti, però non poteva non negare, è un lavoro pubblicato da Anderson, che è un virologo della costa occidentale degli Stati Uniti di Seattle, aveva studiato attentamente il gene S e si era accorto, vedete, che il gene S è fatto di 2 subunità, S1, S2, 1000 e tanti aminoacidi, che nella porzione che lega il recettore, che va dai 400 a 510 aminoacidi sui 1100 e tanti, c'erano delle sequenze uniche che legavano perfettamente, c'erano delle sequenze uniche diverse dal virus del pipistrello, assomigliavano al virus del pangolino, ma che rendevano questo virus in grado di legare molto bene il recettore ACE2, che è lo stesso della SARS-CoV del 2002 ed è lo stesso del virus NLS3 63 scoperto nel 2003 del raffreddore. Quindi lo stesso recettore, ma non legano più. Ma che cosa aveva in più questo virus? Aveva uno stretch, cioè una sequenza di amminoacidi base che non si era mai trovata. E questa è una sequenza che noi conosciamo bene. Questa proteina S è simile a quella del virus influenzale, studiata ancora nel 1980, è la prima proteina umana cristallizzata, di un virus umano cristallizzata e studiata in dettaglio. Con una sequenza di arginine che cosa favorisce? Che quando un virus avviene su una cellula trova delle nostre proteasi, che tutti abbiamo, cioè delle enzimi che tagliano le proteine, e poi permette a questo segmento qua di fondere con la membrana. Ecco, questo è assolutamente unico. E vi posso dire che un fenomeno del genere si trova anche nel virus influenzale, voi lo coltivate in cultura e dopo un po' acquisisce queste sequenze. Cultura di cellule umane, quindi vi ricordo che il virus dell'influenza è un virus zoonotico perché ci viene in origine dall'anatra, ma se voi lo forzate, lo coltivate su cellule animali e cellule umane, lui acquisisce nuova capacità. Una di queste è questa sequenza qua. Quindi, ecco, questo è uno studio che ho fatto io con un gruppo di virologi che dimostra, ecco, per capire come funziona un virus e come evolve, non basta fare la sequenza, bisogna avere anche la struttura, e la struttura oggi la possiamo ottenere o con la microscopia elettronica o cristallizzando quella proteina, e andiamo ad assegnare, vedete, in tutte quelle varie zone dove c'è questo ovale amaranto, questa è la zona che lega il recettore, questa lega degli acidi sialici che sono presenti sulle membrane, ma anche questa può variare, guarda caso è lo stesso recettore del virus dell'influenza. Quindi questo virus, come infetta una cellula, prima riconosce l'acido sialico degli altri gangliosidi, poi riconosce il recettore. E poi cosa deve fare? Deve fondere. Quindi vedete, in questa porzione, vedete, c'è
quell'insieme di strutture che permette di essere riconosciuto facilmente dalle nostre proteasi. Questo virus quindi infetta facilmente e da 3 cose une. Queste sequenze che non c'erano da nessun altro virus, questa porzione M terminale che è unsunken, come dice in inglese, non ha un canyon, non è introflessa in se stessa, è esposta. E questo è molto strano perché normalmente quando un virus passa da un ospite a un altro deve sfuggire al controllo immunitario. Questo invece si presenta benissimo per essere riconosciuto. E poi quest'altra di cui vi ho parlato. Ecco, questo per farvi capire che per ricostruire la storia di un virus non basta avere una sequenza o fare un tampone. Quello è una cosa che un virologo fa come primo acchito se si trova in un ospedale. Bisogna studiarlo attivamente prima di porre delle ipotesi, fare delle previsioni, e noi viviamo in un mondo dove gli scienziati fanno previsioni. Il compito di uno scienziato non è di fare delle previsioni o di dire cosa succederà o quanti moriranno o come evolverà su una base così. È quello di fare delle ipotesi scientifiche e dire cosa succede, e la mia ipotesi è vera o non è vera, posso verificarla o no. Quindi direi questo è per richiamare l'attenzione sul fatto che il compito di un virologo, ne avete visti tanti sfilati in televisione, ma vi ricordo che un virologo fa questo mestiere, non fa quegli altri mestieri. Andiamo avanti. Ecco, è questo che vi illustra un bellissimo lavoro che dimostra cosa è successo a questa proteina, perché improvvisamente infetta così bene l'uomo. Lo vedete questo pinnacolo che c'è qua in cima? Ecco, vi ho detto che è un trimero, è fatta di 3 molecole, ma bisogna che per riconoscere il recettore almeno una di queste sia in una conformazione aperta. Questo che vedete qua sulla sinistra era il virus di Wuhan, la prima variante è questa qua, vicino. Dov'è questa mutazione? È un po' fuori dal sito che lega il recettore che vi ho prima mostrato, è un po' fuori, non è neanche nel sito che fonde con la cellula membrana, ma è fuori, sembra un sito distante, ma guardate, cambia da un acido aspartico a una glicina. E cosa succede? Bene, questo lavoro dimostra che questa semplice modificazione fa esporre un monomero e riconosce meglio, aumenta di 10 volte l'affinità. Quindi già da Wuhan a qua il virus era cambiato, ed è il virus che tutto nel 2010 si è espanso. Avanti, questo invece è un lavoro recentissimo che vi mostro dopo se va avanti. Ecco il problema delle varianti. Ecco, qui lo vedete nella sua configurazione tridimensionale, cioè nelle 3 dimensioni dello spazio, 1, 2, 3 monomeri. Questo è il sito della prima mutazione della variante studiata attentamente, 614. Vedete, se c'è un aspartico è foldata, è chiusa in se stessa, ma se arriva la glicina, guardate cosa succede a questo monomero, va subito in su. Ed è questo che permette di attaccarsi e diffondersi. Tenete presente che quando si studia un vaccino bisogna conoscere la struttura del virus, perché secondo voi, questo è quando è fuso, vedete quando è fuso il virus, diventa una specie di elica perché deve perforare la membrana, entrare nella cellula e liberare l'acido nucleico. Secondo voi un anticorpo prodotto da un vaccino o da un'infezione naturale, per essere efficace, quale struttura deve riconoscere? Questa o questa? Questa. Si chiama prefusione. E oggi stiamo imparando da questi lavori, ma anche dai vaccini sull'RSV, o perché dall'81 non abbiamo ancora un vaccino per l'HIV. Non solo perché è pieno di zuccheri, ma perché ha conformazioni molto rapide, in nanosecondi, appena tocca il recettore, quello cambia e non è più riconosciuto. Allora, vi posso garantire che, diversamente dall'AstraZeneca, i vaccini successivi, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, sono caratterizzati da avere la proteina S, che è l'immunogeno, sapete che tutti ci immunizziamo con un vettore adenovirale che rilascia questo gene nella cellula e la fa esprimere, o con un mRNA, un RNA messaggero, una molecola informazionale che la fa esprimere rapidamente la cellula. Ma in questa conformazione
per mantenere questa conformazione cosa bisogna fare? Bisogna mutagenizzare un altro sito qua vicino, e questo l'abbiamo imparato con il vaccino del virus respiratorio sinciziale, che è quello che daremo ai nostri bambini, che è una delle prime cause di morte per i bambini per bronchiolite. Quindi la cosa importante, questo per dirvi, ecco, sto cercando di farvi capire quanto importanti siano le varianti e cosa ci stanno insegnando e che dobbiamo monitorarle per seguire come funzionano i nostri farmaci, i nostri vaccini o come evolve. E per monitorarle ovviamente dobbiamo avere dei modelli sperimentali. Sapete perché nel 2014, quando si decise di bloccare, ero presente a Washington come responsabile dei virologi europei, la sperimentazione, quella che si chiamava gain of function, che vuol dire modificazione genetica, con cui 2 ricercatori avevano reso H5N1, il virus dell'aviaria, trasmissibile all'uomo, modificando alcune sequenze di una proteina simile a quella S che avete visto adesso? Si decise che si bloccava tutta la sperimentazione sull'influenza fino al 2019, a novembre, governo americano e tutti i finanziamenti, ma si doveva lasciare andare avanti quella sui coronavirus perché non avevano un modello animale. Poi si è scoperto l'anno scorso che invece il criceto, il furetto e guarda caso il visone, perché in Danimarca una di queste varianti ha cominciato, si è trasmessa dall'uomo ai visoni, dai visoni ai visoni e poi dai visoni all'uomo. Ce l'ho qui rapportata, ma non voglio dilungarmi, vi lascio poi queste diapositive e voi ve le andate a studiare. Allora, storia delle varianti. Vabbè, qua c'è la Cina, no? Arriva, vedete, in Italia, e già con la 614, continua a mutare, Francia, Spagna, poi abbiamo avuto la Spagna, la variante cosiddetta spagnola, perché si è consumato in Europa, diciamo, l'esplosione, dopo che la Cina probabilmente, forse quello che ci dice, ecco la complessità del genoma, il genoma ci dice da quando un virus si è adattato all'uomo, basta che noi facciamo un albero filogenetico e questa analisi ci dice che almeno da settembre 2019. Quindi vi ricordo che nel 2002 i cinesi sono stati zitti per 6 mesi prima di denunciare che c'era il virus della SARS e qua come minimo 3 mesi. Quindi allora, e qui perché vedete sono la brasiliana, non c'è la nigeriana, c'è la sudafricana, c'era ormai la variante californiana, la variante di New York, la variante giapponese, la variante indiana. Andiamo avanti velocemente perché questo ve lo lascio a voi per studiare quante mutazioni fanno, ma per dirvi, vedete che qua c'è stato il caso del visone, torno indietro, aveva questa mutazione da una tirosina a una fenilalanina molto vicino al sito di binding del recettore. Allora guardate, queste sono mutazioni tutte studiate o quasi tutte tranne questa su uno dei 26 geni, che è quello che è più importante, ma non è detto che gli altri non siano importanti. Un virus che è più grande genoma tra i virus a RNA, sapete a cosa li usa gran parte dei suoi geni? Per antagonizzare la risposta immunitaria, bloccare l'interferon, bloccare l'autofagia, bloccare l'apoptosi, bloccare la presentazione degli antigeni con cui lui si presenta nelle cellule infettate per evadere le risposte. Quindi, se noi dobbiamo avere un quadro completo del virus, quando parliamo di varianti, un virologo dovrebbe studiare tutto il genoma e tutti i geni e capire se una di queste mutazioni o delle altre o ricombinazione come vi ho mostrato può impattare, rendere il virus più virulento, più aggressivo o modificarlo. Avanti. Ecco, allora qua vedete le principali, guardate qua sotto, vedete questa è la variante inglese che è cominciata a settembre nel Kent e è diventata rapidamente nel giro di 6 mesi il 90 e più per cento. Posso dirvi che la scorsa settimana questa variante in Italia costituiva il 91,4% di tutto il virus circolante. Quindi vedete, e poi vi mostrerò dei dati che vi faranno capire come questa abbia un vantaggio selettivo sugli altri, perché ne stanno circolando degli altri. Ha 23 mutazioni, di cui 8 sulla proteina spike. E
queste 8, direi la più importante, sono quella d'elezione tra l'aminoacido 69 e 70, che è nel sito che lega gli acidi sialici, ma poi una importantissima, sono tutte con D614G. Questa è stata quella fondamentale. Allora, se questo aumentava di 10 volte l'affinità, questa aumenta di 20 volte l'affinità del recettore. Quindi passiamo da una sparagina a una tirosina. Quando cambia la carica o l'aromaticità o la polarità di un aminoacido, è chiaro che quella è una funzione importante. Vedete, questa si è diffusa rapidamente, poi questa è l'altra variante, che è la sudafricana, che però aveva una mutazione in più, che è questa qua, 484, eccola qua. Questo è un acido glutammico che diventa una lisina, quindi un aminoacido carico negativamente che diventa carico positivamente. Questa è un'altra variante importante, perché questa si è legata anch'essa all'aumento della contagiosità e al fatto di evadere la risposta immunitaria. Quindi quelle che vedete qui rappresentate sono queste varianti, sudafricana e brasiliana. La brasiliana, che è interessante perché, se vi ricordate, è esplosa a Manaus, nella periferia dell'Amazzonia, in soggetti che erano vaccinati, tra l'altro, che erano stati vaccinati. Ma con che vaccino erano stati vaccinati? Quindi sapete che i cinesi e anche i russi hanno elargito vaccini. Pubblicazioni cinesi ne abbiamo viste pochissime, di russa una sull'Lancet che parla dello Sputnik con efficacia del 91% nel proteggere dal Covid-19, ma abbiamo tutta una serie di incertezze. Allora, andiamo avanti. Ecco, e qui vedete, questa è la proteina S, questo è quel dominio N terminale che vi ho detto serve al virus per riconoscere l'acido sialico, questo è il dominio che lega il recettore, vedete tutte le mutazioni elencate, questa è la parte che viene clivata, vedete, 681, 682, questa è un'altra mutazione importante, perché se ci sono quelle arginine in più viene più facilmente clivata, non solo, ma se c'è la mutazione 681, eccola qua, una prolina che diventa istidina, questo virus viene ancora più facilmente clivato e cosa succede? Questo FP si chiama fattore di fusione, vedete? Quindi da questa parte c'è quella che lega il recettore, da quest'altra quella che fa fondere le cellule. Questa parte è la più conservata, è quella che è simile ai coronavirus del raffreddore, tanto è vero che soggetti che hanno avuto la MERS nel 2012 sono ancora in grado di riconoscere il virus di SARS-CoV-2. Su questa base, quindi uno potrà pensare, sulla base di questi studi, che muta anche molto meno, a fare un vaccino universale contro tutte le varianti. Veloce, andiamo avanti, scusate, e qua arrivo all'ultima, che è la variante indiana, che è una somma di due varianti che erano già comparse in India, ma con due mutazioni diverse, la 484 e la 453, ma erano separate. La 453, sempre nel sito di legame del recettore, era presente anche negli Stati Uniti, in California, eccetera, e si sono fuse. Cosa possiamo dire? Cosa sappiamo? Che la variante inglese è più letale? Ci sono una ventina di lavori, alcuni dicono di sì, altri di no. È chiaro che se un virus è più contagioso, quella diventa una variante che ci preoccupa, perché è difficile dire che queste mutazioni sono collegate con la letalità, soprattutto quando si fanno dei bias di selezione, cioè si prendono a campione le case di ricovero invece che prendere la popolazione generale. Nell'animale da esperimento non c'è ancora una prova scientifica che dimostri che queste varianti sono più virulente o più letali, però se mi aumentano di 10 volte l'infettività, e non siamo mai arrivati a 10 volte ma a 3 o 4 volte, è chiaro che più persone che ho infettato, più trovo quello che è debole, che ha comorbosità, e quindi è chiaro che mi aumenta il carico e l'impatto sul sistema sanitario e tutto il resto che ne va dietro. Avanti, vedete, questa è cresciuta, è arrivata al 40%, e questa mutazione, oltre a quella che è presente nella brasiliana e nella sudafricana,
Questo era presente in una indiana che si era presentata l'anno prima da solo, in una californiana, 452 una leucina che diventa un'arginina, quindi un cambio di carica, e anche qui vediamo, ecco, sembra aumentare la contagiosità e la capacità di evadere il sistema immunitario. Allora, la variante inglese, la buona notizia è che tutti i vaccini funzionano, cioè inducono anticorpi in grado di neutralizzarla, anche se non con grandissima efficacia, ma sicuramente ormai gli studi. Israele è stato un esperimento in campo aperto, dove con Pfizer si è vaccinato, ormai hanno 12 milioni di vaccini, io credo che abbiamo coperto il 90% con 2 dosi di Pfizer della popolazione. Bene, lì circolava la variante inglese e sono stati i primi a fare l'esperimento. Annullata l'infezione. Gli stessi inglesi che hanno vaccinato più di 30 milioni con AstraZeneca e sono arrivati ormai a 55 milioni con tutti e 2 i vaccini, hanno dimostrato che la vaccinazione impatta sul Covid grave, sui ricoveri e sulla mortalità. Cosa che è vera anche per la variante sudafricana e brasiliana, però c'è un dato importante da tenere presente, che i sieri dei soggetti che sono stati vaccinati con questi vaccini hanno una capacità neutralizzante ridotta da 3 a 5 a 6 volte rispetto alle altre varianti. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo considerarla come una variant of concern, preoccupante. Capite? Perché se io perdo il titolo, non abbiamo ancora un marcatore di protezione, sicuramente gli anticorpi neutralizzanti lo sono, però questo ci mette un attimo di preoccupazione doverosa, ma non più di tanto. I vaccini funzionano. Avanti. Ecco, allora vedete, arrivo alla conclusione. Variant of concern è quella che ci preoccupa perché aumento la trasmissibilità, con questa abbiamo visto legato anche l'aumento della mortalità e diminuiscono l'efficacia delle misure, quindi dobbiamo incrementarle. Variant of interest, consideriamo variant of interest, vedete l'indiana, perché ancora non conosciamo bene e bisogna studiarla. E vi ho detto che per conoscere bene un virus ci vuole ben altro che fare la diagnosi. Vi ho fatto capire qual è un percorso che ci porta attraverso queste varianti. Dobbiamo avere soprattutto i modelli sperimentali e noi li abbiamo, sono cellule umane, gli organoidi. Oggi siamo in grado di ricostruire, partendo dalle cellule staminali che noi possiamo, da una nostra cellula somatica completamente differenziata, attraverso al cocktail di Yamanaka, premio Nobel 4 anni fa, ricondizionarla a diventare staminale, e da quella possiamo condizionarla poi a diventare fegato, pancreas, polmone, intestino, mammella. Quindi è un bel modello per studiare ovviamente un virus, e poi abbiamo dei modelli animali, quindi genotipo è quello che vi ho mostrato, fenotipo è quello di cui vi sto parlando. Allora, vedete, questa è la variante inglese, la P1 è quella brasiliana, la P351, scusate, è quella sudafricana, la P1 125 è quella nigeriana, e poi ci sono le altre. Quindi questo è uno studio che ha condotto l'Istituto Superiore di Sanità su 17.000 nuovi casi, ne ha sequenziati, sono stati sequenziati da tutte le regioni 1.700 circa, 160 nel Veneto, quindi il 10%. Cosa viene fuori da questo studio? La prossima diapositiva vi fa vedere, ecco, questa è la scorsa settimana, i dati saranno aggiornati domani, ma li vedrò domani. Guardate, la B1 117, che è quella inglese, che ha la 501Y, che ha quella d'elezione, eccetera, 91,6%. La P1, la brasiliana, è 4,5%. La B1 351, che è la sudafricana, siamo allo 0,1%. La B1 525, che è la nigeriana, allo 0,4%, e c'è un'altra variante brasiliana che è la P2, 0%. Ok? Ci
ci sono 66 genomi che non appartengono a nessuno. Perché cosa vuol dire questo? Non appartengono perché sono altre varianti che ancora non conosciamo e non sappiamo come si manifestino. Quella indiana non c'è ancora. E poi c'è questa che è la variante indiana. La settimana scorsa erano 2 casi nel Veneto, credo che adesso siano, ecco, sono 4 e qua. Sono confermati 2 della veneziana. Perfetto, allora andiamo a quella che... Ecco, cosa ci fa dire questo? Se mi passa la diapositiva. Ecco, questo ve lo do. Guardate dov'è la brasiliana, vedete, la vedete nel Lazio, la P1, la vedete a Bolzano. Perché a Bolzano? Strano, C'è tutta una vallata che era quella confinante col Tirolo, aveva la variante brasiliana. È chiaro che il mondo gira, la popolazione gira, le merci girano. Ecco, mentre la sudafricana, vedete, è poco dispersa, come pure la nigeriana. Quindi abbiamo impatto nelle Marche e in Italia centrale della P1 brasiliana 4,5, 91,6. Il dato interessante è che la settimana precedente ce n'erano di più di brasiliana e sudafricana, e questo qual è il dato significativo? Che abbiamo già visto però nel Regno Unito, che questo ha un vantaggio selettivo perché cresce meglio degli altri. Ma questo è un dato confortante, perché se questa cresce è quella che viene meglio antagonizzata dagli anticorpi neutralizzanti. Quindi la lezione che dobbiamo trarre è che, vabbè, a questo punto, queste varianti, ecco, quando sentite dire in televisione la nuova variante, ma cosa vuol dire la nuova variante? Nuova variante bisogna dire, non basta vedere un pezzettino di sequenza, bisognerebbe sequenziare tutto il genoma e capire poi come funzionano gli altri geni, quali sono le mutazioni e i cambi di funzione degli altri geni, se ci sono aumenti o perdite di funzioni geniche, e quindi studiarle in un contesto che sia completo. Avanti, e qua mi pare che lo zoo profilattico sta facendo un lavoro eccezionale. Vi posso dire che ho appena lanciato con Silvio Brusaferro e col Ministro un progetto che spero trovi luce, che sarà la ripartenza di un vecchio progetto IDS, cioè dobbiamo ricondurre questo studio, che questa è una pandemia, non sappiamo quanto durerà. Vi ho ricordato una volta che sono venuto qua che ne ha storia, che la storia di Venezia fondamentalmente non duravano più di 2 anni, ma quella volta le popolazioni venivano distanziate, oggi c'è una continuità fino all'Antartide, quindi, ed è asincrono lo sviluppo, perché adesso gli africani cominciano a ammalarsi, gli africani di età media 50 anni, non è detto che non avessero preso l'infezione, quindi dobbiamo ancora attendere. Però la cosa importante da dire, ecco, che la B117 UK inglese è ampiamente predominante. La P1, la brasiliana, è rimasta pressoché distante, ma sta un po' calando, soprattutto vi ricordo che in Umbria aveva avuto un cluster. La sudafricana, anche questa è in calo, va bene? E diciamo quella nigeriana, pochi casi, li vedete qua in Umbria e in Abruzzo. Quindi questo è il dato fondamentale. E poi quello con cui vi vorrei lasciare, questa è l'ultima diapositiva. Ecco, quindi qual è il nostro lavoro? Quale dovrebbe essere? Dire come la variante impatta sulla diffusività, quanto contagiosa, sulla virulenza. La virulenza cos'è? Il grado attuale della patogenicità, cioè se me fa più o manco bua. Questo è la virulenza, quindi virus virulento, quindi è il termine latino di virus che sta per veleno, è un irregolare neutro della seconda declinazione. Quindi la morbosità e la letalità. È chiaro che questi studi li raccogliamo da studi di popolazione, quindi è un dato più epidemiologico. E poi dovremo valutare ovviamente il ruolo di geni diversi dal gene della proteina S. Non focalizziamoci sopra. Il virus è un microcosmo, ma questo virus, pur se ha 30.000 nucleotidi e pensiamo, diciamo, 6 ordini di grandezza meno del nostro genoma, che stiamo studiando attentamente oggi per capire il cancro, perché ci ammaliamo di infarto, perché facciamo la trombosi o qualcos'altro, però dobbiamo studiare gli altri geni, se no è un lavoro monco.
E inoltre, ecco, capire la sorgente. Vi ho citato quel Rhinolophus sinuicus e i cosiddetti SARS-CoV. Cosa vuol dire SARS-CoV? Sono collegati related al virus della SARS, quello del 2002. Quindi identificare la sorgente, ahimè, nonostante l'OMS abbia mandato 3 delegazioni, nonostante quei tecnici che lavoravano a Wuhan siano morti tutti, il dottor Li sia morto, quello che aveva denunciato, dalla Zheng Lixi non si è saputo nulla, i lavori che erano stati sottomessi a pubblicazione li hanno ritirati, non ci dicono nulla, non potremmo mai dire se è naturale o artificiale, perché non troveremo la prova, però non abbiamo trovato né un ospite intermedio, né abbiamo spiegato perché non infetta più il pipistrello questo virus. Sappiamo che circola da settembre 2019. Perché è importante sapere la sorgente? Perché è chiaro che se un virus conosciamo che si è adattato in un ospite intermedio, come è avvenuto col SARS-CoV, sono stati eliminati tutti i zivetti o i procioni, quelli che erano gli ospiti intermedi, come è avvenuto col virus della MERS. Siamo stati molto attenti ai dromedari, che erano quelli che ce lo trasmettevano, e poi possiamo seguire l'evoluzione passo passo nei singoli animali, non solo, ma quello che si impone a un virologo è la virologia evoluzionistica, studiarli all'interfaccia uomo-animale-ambiente prima che un nuovo virus appaia con le caratteristiche pre-pandemiche, cioè di infettarci in maniera pandemica. Quindi è chiaro che abbiamo studiato a lungo la proteina S e il suo recettore, che è l'ACE2, che conosciamo per altri fattori perché interviene nel modulare la nostra pressione, e stiamo cercando di capire quali siano gli effetti a livello patogenetico, perché questo è l'altro lavoro del virologo. Qual è il meccanismo non solo con cui infetta, ma perché in alcuni pazienti fa più male, in altri fa meno male, perché alcuni pazienti hanno la trombosi, altri non la hanno, eccetera, eccetera. Quindi per fare questo l'importanza per studiare dei vaccini, magari vaccini che abbiano, invece che la S1, abbiano la S2 e ci proteggono da tutte le possibili varianti, ma questo oggi si può fare in 7 giorni. Guardate che Moderna ha già dimostrato sul campo che il re-challenge, lo stesso ha fatto Pfizer all'Università del Texas, col nuovo vaccino con le varianti ci protegge tranquillamente, quindi un boost sicuramente se lo faremo con un vaccino modificato rispetto a quelle che sono le varianti circolanti, e magari un terzo boost lo faremo con un vaccino cinese ucciso, perché ci protegge da tutte le altre proteine con immunità cellulare. Quindi dobbiamo monitorare genofenotipo e la risposta immunitaria, e anche qui questo spero nasca presto un consorzio nazionale che è parte del progetto di ricerca che lanciamo sulle nuove pandemie, che ricordate non sarà questo coronavirus soltanto o i suoi figlioli, ma saranno i batteri multiresistenti che nel 2050 ammazzeranno più cristiani che non il cancro, quindi dobbiamo essere preparati. Quindi a rispondere a questo vi posso anticipare, vi ricordate che avevo presentato al Presidente Zaia, all'assessore, all'allora direttore generale Venezia come sede per un incontro e per una sede, avevo già invitato 2 premi Nobel, c'era anche il consigliere di Obama che era pronto a venire da Boston, quindi a Venezia verrebbero tutti. Ecco, vi posso dire che il Presidente Draghi ha accolto questa proposta, tanto è vero che ieri nel G20, nella commissione dei G20 in cui siamo presenti io e il professor Busaferro per l'Italia, e l'Italia ospiterà i G20 quest'anno, abbiamo proiettato i diapositivi di Venezia, che come sapete dal 1348 della peste ha inventato i 2 lazzaretti, ha inventato i medici della peste, ha inventato i 3 procuratori di San Marco che controllavano le epidemie, ha fatto le quarantene, e quindi Venezia potrebbe essere il posto anche per dare luce e per far ripartire anche il turismo in una città che resta abbandonata. E quindi ecco, questo per dirvi che cerchiamo di far nascere da questa che è stata una disgrazia colossale nuovi incentivi alla ricerca per i giovani ricercatori, per chi si affascina di questa che è una disciplina tra le più belle nel campo biomedico. Se voi andate a guardarvi dal 1901 quanti premi Nobel vinti i virologi, vi accorgerete che è la disciplina che ha avuto più premi Nobel tra le altre per la medicina.
Ecco il compito poi, se riusciamo a far ripartire anche il Paese, e spero sia possibile, con un nuovo piano di vaccini, cercando di avere, questo ve lo dico, anticipare un'altra battaglia che sto portando avanti a Roma, è quella di far venire qui la tecnologia dell'mRNA, cioè noi siamo la prima, industria farmaceutica d'Europa, 35 miliardi, 80% di esportazione, ma cosa produciamo? Produciamo come terzisti per tutto il mondo e generici. Quindi l'Italia, pur essendo la prima industria farmaceutica d'Europa, batte la Germania, quindi batte UK, batte Francia, batte Spagna, però bisogna che si punti sull'innovazione e questo mi pare anche sia un progetto di Veneto Sviluppo e del Paese, e spero, finché resto a Roma, di riuscire a portare qualcosa. Mi ha detto lavora per il Veneto, lavoro per la mia terra, lavoro per Venezia e scusatemi, lavoro per la mia disciplina, per far capire quanto complessa ma quanto è bella e quanto può illustrare e può aiutare nell'ambito, nell'evoluzione della medicina e della salute dell'uomo. E noi su questo ne siamo fermamente convinti. Il Presidente Zaia ha sempre detto, credo che l'indicazione del professor Palù a Presidente di AIFA sia stata un'indicazione, l'avete sentito anche oggi, quindi, ed effettivamente anche essendo all'interno di questi tavoli è molto importante e utile, perché comunque rimane un professore. È stato bello che anche un furlan come Silvio Brusaferro senta. Sapete che il Friuli è stato per 600 anni sotto il dominio della dominante Serenissima, quindi anche lui senta questa esigenza, e così mi pare il Presidente Draghi, la cui moglie, vi ricordo, è una cappello padovana, quindi rimaniamo anche abbastanza in territorio veneto. Questo voglio dire all'assessore, l'avrei detto al Presidente, battiamoci per Venezia adesso, perché è un progetto che è anche l'avallo di tutte e tre le università, quindi tutto, non so perdere l'università in questo momento, ma ma l'avallo complessivo di tutti, quindi non ha problemi, quindi sicuramente credo è importante che sia la città di Venezia, ho sentito anche quindi sul recovery plan sicuramente può trovare posto, e noi su questo siamo fermamente convinti. Il Presidente Zaia farà la sua battaglia su questo. Ecco, spero di essere stato comprensibile. Professore, credo che dopo un po' di domande, però direi anche domande dopo questa lectio magistralis direi che faccio prima scusa, avevo una risposta quella sull'RT. con T. Sì, esatto, questa è interessante. Allora, che cos'è l'R con T? Perché si chiama R con T? Perché sta per reproduction number, numero di riproduzione. Non è l'indice di contagiosità, per traslato è l'indice di contagiosità. Quindi è come un virus si raddoppia, cresce, e quindi è quella misura che ci dice quanto una sorgente, cioè un soggetto infettato, nel periodo in cui alberga l'infezione, quindi bisogna tener conto della preincubazione e del periodo di contagiosità, nel periodo in cui alberga, quanti soggetti con cui viene a contatto è in grado di infettare. Questo R con 0, all'inizio era R con 0, perché R con 0? R con 0 quando non c'è ancora una risposta immunitaria, questo virus pandemico mai conosciuto dall'umanità, quindi l'R con 0 è il momento giusto in cui va misurato, d'accordo? Poi diventa R con T perché R con T nel momento in cui la popolazione incontra il virus, produce gli anticorpi naturali, si difende, quindi come varia. Come è importante, l'avevano misurato i cinesi, l'R con 0, perché sapete che Wuhan è una città di 11 milioni di abitanti, loro hanno isolato non solo Wuhan ma tutta la provincia con 60 milioni di abitanti, Hubei, e loro hanno potuto misurare qual era l'R con 0 in termini precisi. Ok? Quindi l'R con T da cosa dipende allora? Che è la capacità del virus di infettare un soggetto che è venuto in contatto con positivo, o quanti ne infetta, quindi questo è il numero di quanti soggetti sono infettati. Da cosa dipende? Vi ho detto dal tempo di incubazione, dipende poi come si misura e come viene misurato sui sintomatici.
ma può essere misurata o potrebbe essere misurata sui diagnosticati oppure sui ricoverati. I ricoverati è il numero più esatto perché quello è, diciamo, l'evoluzione dell'infezione. Però vi posso dire che ci sono differenze tra l'R con T misurato sui sintomatici e l'R con T misurato sui ricoverati, perché nei ricoverati, ho visto i dati la settimana scorsa, sono un po' sballati per quanto riguarda anche qui il bias che c'è di selezione, dipende dove vai a prenderli, in che ospedale o come li trovi. Poi da cos'altro dipende l'R con T? Quindi dipende, la cosa importante, dall'incidenza in quel periodo, da quanto quasi ci sono in quella regione. Quindi noi abbiamo un R con T che era 0,9 e io ho voluto sapere perché l'R con T medio in Italia la settimana scorsa era 0,85, era 0,82 la settimana prima, quindi cosa vuol dire? Domani so quale sarà il prossimo? Beh, che un po' c'è stato di spostamento. Adesso però l'altro dato molto confortante sono tanti parametri, tra cui anche la capacità di rispondere, il numero di focolai, quant'è l'R con T, ma è l'incidenza per 100.000 abitanti settimanale e il Veneto è sotto la media nazionale che è di 150. La nazionale, il Veneto è a 97, che è un ottimo parametro. Sapete, una cosa importante che vi devo dire, che quando si scende a 50, solo lì si è in grado di tracciare, perché sopra i 50 casi per 100.000 abitanti è inutile che diciamo di far tamponi. Che cacchio perseguiamo? Soggetti con un virus che ha un R con T intorno a 2,5 e noi non avremo la possibilità. E ricordatevi l'importanza in una fase, quindi siamo rispetto all'Europa in una fase intermedia. Eravamo alti, siamo un po' scesi, dobbiamo mantenerla questa fase intermedia, ma non siamo in una fase di bassa incidenza e bassa prevalenza come sono i paesi nordici. Infatti se guardate, Danimarca, Norvegia hanno deciso di non vaccinare con adenovirus, la Svezia sta donando tutto l'adenovirus AstraZeneca se vogliamo, ma loro hanno una bassa incidenza, quindi l'incidenza è importante e determina l'R con T. E poi ovviamente avete capito che l'altro fattore fondamentale per deciderlo è la capacità di tracciamento, perché se non tracciate, quindi voi avete il sintomatico e ci vogliono, quindi, e noi lo abbiamo a distanza di 10 giorni l'R con T. Ecco perché sapevo, non può essere l'unico parametro, perché intanto siamo in ritardo di quasi 2 settimane rispetto, quindi noi vediamo con uno specchio che ci porta indietro nel tempo di quasi 2 settimane e se dovessimo approntare delle misure basandoci sull'R con T non saremmo in grado di farlo, quindi arriveremo troppo tardi per un virus che ha un tempo di incubazione medio di 2 giorni, quindi voi capite che può trasmettersi con ampia velocità e quando sapete qual è il periodo medio o il tempo medio per una diagnosi molecolare in Italia? Sono 4 giorni. Ditemi cosa fate con un tampone molecolare in una situazione del genere. 4 giorni per attendere una risposta o per dare una risposta. Voi capite l'importanza o quanto siano evoluti adesso i test antigenici rapidi, quelli di terza generazione, ad alta specificità e sensibilità, con raccolte non solo nasali ma salivari, che permettono non solo il tracciamento, ma in determinate coorti o spazio-tempo, una scuola, un aeroporto, sono l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per poter intervenire. Quindi ecco, questo è l'R con T. Quindi non è un bellissimo dato, massima attenzione. Allora, andiamo alle domande. Io ho preso le mani come saltavano. Allora, io ho Salmaso, Zambon, Vanzan, Moscati, Prigioni, Guidone, Giacomuzzi e Malavasi, giusto? No. Martino come si chiama? Tosato. No, oggi è sostituito degnamente da Salmaso. Era il primo che faceva sempre le domande. Sì, no. E stavolta quindi manteniamo la tradizione. Bene professore, grazie. Prego. Per aver trasformato questa sala in un'aula universitaria con una lezione appunto di un altissimo livello. Detto questo,
mi permetto di chiederle alcune cose. Allora, la Gran Bretagna, ad esempio, sentivo stamattina, ha deciso di avviare il terzo richiamo a settembre per i vaccini, per prolungare l'immunità di gregge. Contemporaneamente dagli Stati Uniti arriva la notizia che Biden ha deciso di liberalizzare i brevetti dei vaccini Covid, e questo lascia aprire nuove prospettive del tutto nuove, inaspettate. Direi forse le grandi major non saranno felicissime, però è un passo avanti, direi, per l'umanità. Ecco, le leggo alcuni dati. Dal 31 gennaio al 27 aprile l'Unione Europea ha esportato 148 milioni di dosi, soprattutto ai paesi del G7, 52 milioni al Giappone, 17 al Regno Unito e 14 al Canada. Al Giappone 17,3. No, 52 al Giappone, 17,3 al Regno Unito e 14,2 al Canada. Quindi ogni settimana escono più di 10 milioni di dosi dall'Europa, e quindi noi siamo, come dire, il continente che sta tenendo da questo punto di vista in mano tutto il destino dell'immunizzazione. Ecco, le volevo chiedere, secondo lei la campagna vaccinale per l'epidemia si concluderà quest'anno, oppure dovremo aspettare appunto un paio d'anni prima di uscire completamente? Lei ha appena detto che non possiamo far confronti con la storia recente e anche quella più lontana del Lazzaretto di Venezia. Ecco, però sarebbe importante sapere se all'interno del Ministero e dell'IS si stanno già valutando ipotesi di questo tipo, e soprattutto se l'Italia, come ha detto lei, noi ci speriamo seriamente, riusciamo finalmente a entrare dentro la grande dinamica dei vaccini a RNA messaggero, che sono quelli i migliori sul mercato. Ecco, che rassicurazioni ci può dare in tale proposito? Allora, dei due argomenti ultimi, cioè quelli Covax che noi esportiamo e quando si concluderà la pandemia, erano due domande che avevamo ieri proprio nel Global Health, nei G20. Io vi dico le risposte che ho dato io e poi quelle che ha dato. Insomma, all'ultima, io credo che non possiamo dirlo. Allora, è supponente, come dicevo, fare previsioni. Chi fa l'indovino non fa il mestiere di scienziato. Allora, qua dobbiamo socraticamente ammettere che è il primo coronavirus pandemico e quindi non conosciamo. Però tutto quello che vi ho anche mostrato ci fa capire che questo è un virus, che è un virus respiratorio, che si mitiga d'estate o con la primavera, che è sensibile ai raggi ultravioletti, quindi avremo una mitigazione che in parte stiamo vedendo nonostante aperture e nonostante che, guarda caso, con questa variante inglese, io ho fatto un lavoro che ho appena mandato per pubblicazione, sia la fascia 0,9 quella con maggiore incidenza, cioè i bambini, che non li vediamo neanche se si ammalano. Allora, quando io dico che quando il virus diventa pienamente endogeno, come l'influenza, quindi si comporterà come l'influenza, con tutta probabilità, essendo un virus respiratorio, e come gli altri coronavirus che ci sono venuti dal topolino e dal pipistrello, i 4 che conosciamo, i 229, lo C43, l'NL 63 e l'HK1. Ok, quindi quello sarà il momento. Però, ecco perché dico un però, non possiamo dirlo con precisione, perché se lei guarda come si sta sviluppando nel pianeta, la pandemia è asincrona, perché ci sono continenti, ho citato l'Africa, che stanno partendo adesso, e quindi l'importanza, ecco, che la ricollego alla Covax, cioè alla vaccinazione. Noi non possiamo preoccuparci solo di noi stessi. America First o First America, che però è stata rephrased by Biden, e se avete assistito all'intervento del mio amico Fauci, quello che ha detto, noi all'Europa certo non lo diamo ai paesi poveri, giusto, ma perché lei sa dove viene prodotto il vaccino? 70% in Europa, tutti i vaccini salvano 2,5 milioni di vite ogni anno, sono più di 4 milioni di somministrazioni al giorno, ci siamo liberati di malattie, quindi i vaccini sono i farmaci che costano meno. C'erano 2 o 3 aziende e basta che li facevano perché non erano remunerativi, adesso stanno diventando molto remunerativi. Allora, e vengo al terzo punto, Biden, al secondo parto, Biden, sì, ottima idea, è giusto, io le ricordo che quando c'era Mandela presidente del Sudafrica, mi ricordo di un congresso dell'AIDS internazionale, cosa si fece allora? Non certo l'alienazione della proprietà intellettuale, ma
mandatory license, cioè la licenza obbligatoria, cioè i paesi poveri potevano costruirsi i farmaci anti-HIV a basso prezzo. Quello che sta avvenendo in India, tra l'altro, perché l'India è diventata, grazie al UK, la più grande sede per la fabbricazione di vaccini, più grande sede proprio in India. Allora, ecco, noi stiamo esportando e le ho spiegato perché esportiamo, perché siamo i primi produttori. Adesso ci si supereranno gli indiani e forse i cinesi, come ci stanno superando in altre cose. Però ecco, mi pare che stia facendo il nostro lavoro di darlo anche agli altri. Ovviamente gli inglesi però vi ricordo che hanno pensato rapidamente in termini molto pragmatici a se stessi. Allora adesso la prima domanda era la terza somministrazione. Quello che sappiamo è dell'infezione naturale, ma lo sapevamo già quando diciamo, erano stati fatti studi sull'infezione naturale, prima ancora che sui vaccini. Gli anticorpi durano almeno 6 mesi, ma la risposta B e C cellulare, cioè gli linfociti, le memorie, quelli che poi fanno sintetizzare anticorpi oppure aggrediscono le cellule infettate, e quindi noi sappiamo che gli anticorpi ci danno l'immunità sterilizzante perché prevengono l'infezione addirittura, e Pfizer ha dimostrato che un vaccino con efficacia del 95% nel prevenire la malattia, nel 91% previene l'infezione, grazie agli israeliani che se lo sono accaparato a più soldi, ma adesso ottengono lo sconto perché lo rivendono e hanno dato i dati, li hanno dati loro. Quindi la terza somministrazione, in linea teorica questo dipenderà, vediamo l'evoluzione. Io credo che bisognerà, anche qui il mestiere del virologo sarà quello di misurare l'immunità, quindi dobbiamo fare degli studi appropriati che ci misurino una popolazione stratificata per età, sesso, comorbosità, quanto dura l'immunità e quanto è efficiente contro le varianti. Quindi in base a questo decideremo. Gli inglesi come sempre ci anticipano perché sono dei pragmatici e hanno avuto ragione, hanno corso un rischio ma hanno vinto, tanto è vero che adesso li stiamo seguendo su tutto. AstraZeneca lo facciamo dopo 12 settimane, quindi dopo 3 mesi. Pfizer e Moderna abbiamo già deciso ancora la scorsa settimana che li passiamo a 42 giorni rispetto alle 3 o alle 4, ai 21 o ai 28 giorni. E tutto questo perché semplicemente passando, dilazionando di 2 settimane Pfizer e Moderna abbiamo 3 milioni di dosi in più da dare a chi agli over 60. Quindi qua bisogna dire che finalmente abbiamo un generale degli alpini, che per noi è anche un ricordo e un orgoglio, generale della logistica, che queste cose le ha colte al volo. Bene. Ecco, poi per Moderna io sto facendo tutto il possibile. Moderna. Alda Vanzan. Buongiorno professore. Mi associo ai complimenti del collega, grazie per questa relazione che ci ha fatto e che ci ha spiegato appunto delle varianti. Spero che adesso sulle varianti, ecco, sappiate che non solo sono un allarme da lanciare in televisione, sono un'evoluzione naturale del virus, e che ogni giorno se ne forma il 99% delle varianti, è un variante non fitness per replicare, sapete? Quindi si formano, ma quelle si eliminano. Prego. Professore, a suo parere, con questo R con T un po' alto, c'è il rischio che il Veneto possa ritornare in zona arancione? Seconda domanda, lei come presidente di AIFA avrà sotto controllo anche tutte le segnalazioni per quanto riguardano, immagino, i cosiddetti effetti avversi, gli effetti collaterali, eccetera. Quanto stanno incidendo e se abbiamo dati in tal senso? Poi invece la terza e ultima domanda per quanto mi riguarda è il fatto di aver portato a 42 giorni il richiamo di Moderna e Pfizer. Nel caso in cui invece una persona la facesse successivamente, ci sono studi che possono dire che cosa comporta? Allora, RT rischio, io devo dire che non ho seguito l'epidemiologia veneta in particolare, sì, la guardo sempre con un occhio, ma mi pare che però il Veneto, a parte l'R con T, per tutto il resto, ve lo posso dire dall'osservatorio che ogni venerdì, è a basso rischio, ok? Considerato dal tavolo tecnico e dalla regia. Allora,
Per quanto riguarda le segnalazioni degli effetti avversi, sono pubblicati nel sito dell'AIFA, non c'è nulla di nuovo. Posso dirvi, per quanto riguarda le famose trombosi da adenovirus, ne abbiamo pochissimi casi noi. E tra l'altro, in quei casi studiati, ve lo posso dire perché sono coinvolto con una ricerca, non ci sono gli autoanticorpi che il professor Greinacher ha trovato nei casi tedeschi, che sono anticorpi anti-PF4 che fanno assomigliare quella patologia alla sindrome da eparina, HIT, cioè da trombosi. Oggi si chiama, una nuova sindrome, si chiama sindrome trombotica trombocitopenica post-vaccinale o HIT da eparina. In realtà ancora non lo sappiamo, però il fatto che quelle poche autopsie che ci sono state, ne parlo perché ne ho parlato con il professor Simeoni con cui stiamo facendo uno studio, non siano trombi bianchi ma trombi rossi, che non ci trovino gli anticorpi o sono a basso titolo. Il fatto che abbiamo questa popolazione alta incidenza nei paesi nordici a carico delle donne in particolare, si pensava ma perché prevalentemente hanno vaccinato le infermiere. Sembra di no, guardi che probabilmente c'è un fattore genetico, predisposizione, infatti, ed è sicuramente collegato con l'HLA, però perché si formano questi anticorpi abbiamo un meccanismo ma non abbiamo ancora la causa, quindi è importante, ecco, questa segnalazione vi posso dire che come segnalazione avversa in Italia è rarissima, molto più rara. I tedeschi, con cui ho parlato col presidente, mio collega ed amico, il professor Mertes, che è il presidente della STICO, che è la commissione dei vaccini, che si rallera col Paul Ehrlich, che è la specie di AIFA italiana regolatorio, loro dicono, guarda che noi abbiamo fatto i conti bene, l'incidenza di queste trombosi nelle tedesche è 1 su 35.000, ma gli inglesi ce l'hanno 1 a 110.000, ma non hanno fatto i conti bene. Anche Johnson & Johnson i casi sono già diventati 24 e quindi anche lì andiamo a 1 su 100.000. Quindi è uscito un bell'articolo ieri su Science che dice, i giovani 20, 30, ma anche i quarantenni sono più a rischio di una trombosi che di morire di Covid. Quindi ecco, quello che valuteremo appunto sarà questo, fino a quanto possiamo estendere la vaccinazione con AstraZeneca in che fascia di età. Però da noi, Johnson & Johnson, i tedeschi l'hanno sospeso, Danimarca e Norvegia hanno sospeso tutti gli adenovector, sembra che sia anche se un po' meno, ma collegato al vettore virale. Allora, l'ultima domanda, 42 giorni, se possiamo farla dopo. Guardate, il buon senso ci insegna che quando il bambino ha la febbre, se si ritarda di 7 giorni la vaccinazione per il morbillo o tetravalente, non succede niente. Però ecco, perché 42 giorni? Perché sappiamo che a 42 giorni c'è ancora un titolo elevato di anticorpi neutralizzanti, poi cominciano a calare. Moscati, Guidone, sono le 14:15, magari se andiamo un po' sveltini, ecco. Velocissimamente, io volevo chiedere Di che giornale è? il nuovo Terraglio. Terraglio? Il nuovo Terraglio. Di Mille Venete? Giornale online. Venezia, dai. Esatto, Venezia. parte da Venezia e arriva a Treviso. Benissimo. E senta, grazie intanto appunto per questa lezione, è veramente... Ma io non vengo a fare lezioni, io Ma vengo per noi è stata necessaria, perché in effetti navighiamo a vista su tante cose. E lei ha parlato del vaccino, abbiamo parlato dei vaccini a RNA messaggero, e AstraZeneca invece è di vecchia generazione? È vera questa cosa? E in questo caso c'è una differenza poi attraverso appunto queste mutazioni? Poi tra l'altro lei ha parlato che ormai le varianti sono presenti, hanno superato il 90%. Se c'è un limite per cui si parli ancora di variante o diventa una cosa diversa, cioè se a un certo punto questa percentuale aumenta, le altre varianti diminuiscono, arriveremo al 100%, possiamo ancora, c'è un metodo, la chiamiamo sempre variante o la chiamiamo ormai il dato di fatto del virus? E l'ultima domanda era un po'
sul futuro che lei ha già detto che non possiamo assolutamente ipotizzare, ma se sarà un po', tanto per fare un paragone per la gente, insomma, come l'influenza, cioè andremo a vaccinarci annualmente per una variante che succederà, insomma, in questo caso, oppure ci sarà una nuova formula di vaccino come aveva detto. Grazie. Allora, RNA messaggero AstraZeneca non è di vecchia generazione, è che noi consumiamo tutto molto rapidamente perché la scienza corre veloce. AstraZeneca, guarda caso, ha comprato, come aveva comprato GSK da IRBM Okaidos, che era uno spin-off di IRBM, la licenza per il vaccino contro Ebola. I vaccini contro Ebola sono stati fatti in adenovirus e in virus della stomatite vescicolare, che è un rhabdovirus, stomatite vescicolare. Uno era Merck, l'altro era GSK, poi si sono fatti anche i cinesi che hanno usato l'adenovirus, ma è una scoperta italiana di Riccardo Cortese, cioè l'idea è stata di usare come vettore non un adenovirus umano, come usano i cinesi, come usa Sputnik, che usano l'adenovirus 5 e 26, lo Sputnik, ma di usare un adenovirus di scimpanzé, di un primate non umano. Perché? Perché nel momento che io uso un adenovirus che normalmente mi causa il raffreddore, ed è molto comune, cosa succede? Che io ho anticorpi contro quel vettore, quindi i virus sono vettori di geni perché trasferiscono l'informazione e si riproducono, diciamo, nella forma del loro acido nucleico. Un virus a DNA si riproduce perché replica il suo DNA, un virus RNA perché replica il suo RNA, o meglio è la cellula che glielo replica, perché è un parassita della cellula, non è come un batterio che cresce sull'acqua o sulla superficie. Quindi l'idea era buona, nel senso che sicuramente io non ho anticorpi che mi bloccano quel vettore, ma se uso un adenovirus del raffreddore, da bambino ho avuto il raffreddore, ho un po' di memoria, e infatti nella seconda somministrazione il trasferimento del gene vaccinale, dell'antigene, in questo caso la proteina S, è meno efficace perché quel vettore è neutralizzato. Allora sì, posso dire che questi virus sono stati usati nella clinica per il cancro, perché sono virus che producono infiammazione, come sappiamo e come abbiamo visto. Quando usati nei primati o anche in Africa ci sono stati dei casi di trombosi, ma in Africa, come sapete, non c'è l'accuratezza della descrizione di casi avversi, della notifica e della raccolta di tutti i casi. Quindi non lo chiamerei di vecchia generazione. Uno è un vettore virale che viene usato per vaccino, e un altro invece è la molecola informazionale, che è la prima volta che è andata sull'uomo. Tutti e due, ecco, a parte gli adenovirus da poco, ma tutti e due erano per la prima volta che andavano sull'uomo. L'mRNA quindi era stato utilizzato, sapete perché? Per fare i vaccini contro il cancro, perché noi sappiamo che ogni cancro è diverso da un altro, ma sappiamo che abbiamo una reattività contro i tumori, e sapete che il premio Nobel di 2 anni fa è andato agli anticorpi monoclonali che sbloccano i linfociti T regolatori che sono paralizzati dal tumore, per cui non aggrediscono più il tumore, quindi sbloccano in quei segnali che il tumore crea per bloccare la risposta, quindi anche il tumore è un parassita, no? Ecco, allora, dicevo, l'mRNA era nato con un concetto diverso, ma era nato per fare un vaccino rapidissimo, perché è un vaccino disegnato sulla singola persona, sul singolo tumore. Quindi come si poteva fare? Non certo creando un virus, modificandolo geneticamente, rendendolo avirulento, crescendolo. Ci vogliono mesi. I vaccini per l'influenza si fanno ancora in mesi perché usiamo l'uovo embrionato di pollo, e quindi capite, questa è stata una rivoluzione tecnologica che era orientata al cancro, e adesso invece la stiamo utilizzando per un virus pandemico. Quindi io credo che il futuro sarà questo, perché si pensi, perché abbiamo avuto in 9 mesi la licenza di farle quando ci volevano 5 anni, l'autorizzazione dagli enti? Perché, come le ho detto, in 7 giorni era già pronto il primo vaccino, e poi perché c'è stata autorizzazione all'uso emergenziale. Okay? Quindi
io credo che il futuro sarà là. Le varianti, c'è un limite alle varianti? Beh, insomma, sì, è chiaro, quando diventa il ceppo dominante, il ceppo dominante era prima quello di Wuhan, poi è diventato quello italiano, quello francese, quello spagnolo e poi è diventato quello inglese, che è dominante in larga parte del mondo, quindi oltre. Il Brasile è ancora un po' isolato, per cui resterà, ma l'Italia ci ha dimostrato, e il Regno Unito, che di fronte ad altre varianti questo è quello che prende più piede, quindi chiameremo. Se c'è un limite, il limite è quello che un virus a un certo momento non può essere forzato a mutare in tutti i suoi geni, perché alcuni geni sono fondamentali per la sua crescita, questo è il limite. E quindi noi dobbiamo capire, studiando dal punto di vista molecolare, quelle che sono le porzioni assolutamente necessarie che non possono variare, contro quelle costruire il vaccino. Quello che stiamo cercando da anni di fare per l'HIV non ci siamo riusciti, e quello che stiamo cercando di fare per l'influenza, un vaccino universale nella porzione che è comune a tutti i virus, il tipo A e il tipo B. Quando il futuro sarà, per il momento pensiamo che sia un po' simile a quello dell'influenza, ma non è detto, perché questi virus il sistema immunitario li riconosce molto bene, diversamente da HIV, dall'epatite B, dall'epatite C, dal citomegalo, che si nascondono. Questo virus lo riconosce bene, quindi non è detto che dovremmo vaccinarsi ogni stagione. Prigioni, poi Guidone. Buongiorno professore, lei all'inizio della sua esposizione ha parlato del tampone molecolare che insomma gold standard, però sì, è anche un concetto che si può ridimensionare. Volevo sapere qual era la sua posizione sui test antigenici, che mi sembra insomma l'abbia già esposta, e soprattutto che cosa ne pensa di uno studio che è stato oggetto di grande dibattito in questo territorio, che dimostrerebbe, lo studio del professor Andrea Crisanti, che il 30% dei tamponi antigenici sarebbero insomma dei falsi. Allora, sul tampone molecolare gold standard lui è diventato per forza, perché vi ho spiegato, perché la scienza è più rapida, capisce? Fare un tampone antigenico ci mette più tempo, devo costruirmi la proteina, fare il ricombinante, purificarla, eccetera. Ha visto che è rapido? A gennaio Christian Drosten l'aveva già fatto e l'hanno adottato nel mio ex laboratorio, perché avevo già istruito, c'erano i bioinformatici, erano pronti. Vi ricordo che ogni nuovo virus che veniva io lo sequenziavo e avevamo rapidamente, è stato West-Nile per dengue, eravamo pronti per Ebola, per tutto. Quindi i test antigenici invece sono fondamentali. Intanto stiamo parlando di test, non quelli della prima ora che venivano dalla Cina e che erano tutti fatti contro la proteina N, che non erano validati, oppure sono test che sono validati, anche quelli di seconda generazione, dall'FDA, dalla CDC, dal Paul Ehrlich Institute, quindi hanno il marchio CE. È chiaro che ogni test e i test erano raccomandati al Ministero sulla base di che cosa? Almeno 95% di sensibilità e 95% di specificità. Sapete cosa vuol dire specificità? Un negativo è un vero negativo, e viceversa la sensibilità ci serve quando? In casi di bassa prevalenza, perché se io ho la circolazione del virus bassa devo avere un test che ha una sensibilità del 99%. Chiaro? Quindi questi sono i fattori da cui deriva il valore positivo, predittivo positivo e negativo di un test, ovviamente, che va fatto. Ecco, quindi oggi i test di terza generazione, come ho detto, sono gli unici che ci persentono di fare tracciamento, perché se no di cosa parliamo? Che cavolo tracciamo col test molecolare? Quindi è chiaro che il test molecolare è giusto che in questo momento sia il test di riferimento, anche perché ogni generazione che esce deve confrontarsi con qualcosa. Ok? Lo studio, ecco, io non so di che studio parli, io parlo di argomenti scientifici, e nella scienza è scienza quello che è pubblicato. E abbiamo imparato anche da questa pandemia che oggi si arriva adesso ad anticipare su alcuni registri, si chiamano MedRx e BioRx, cose che non sono ancora scienza, perché non sono pubblicate, non sono riviste. Quindi se lei si riferisce a questo come studio, io dico aspettiamo il vaglio. Sì, certo, si vedono anche questi, però ecco, se devo esprimermi, io mi esprimerei in termini puramente scientifici.
che in quell'ambito, quello che ho visto nei materiali e metodi, vengono sequenziati una decina di virus, alcuni sono coltivati nelle cellule, ben sapendo che un virus che si coltiva in cellule sviluppa delle mutazioni. C'è un riferimento alla non efficacia perché si parla di selezione di una variante, ma io le chiedo, vi ho parlato di questa che è la selezione, si chiama selezione darwiniana. Che cos'è che seleziona un mutante? La capacità, interagendo con l'ospite, di trovare una risposta che lo blocca, che sono gli anticorpi, un farmaco, e tutto questo che la selezione darwiniana, e le condizioni migliori per crescere in quell'organismo, perché ognuno di noi è diverso da un altro. Questa è la selezione darwiniana. Lei pensa che un tampone sia una selezione? È un bias di selezione, cioè per dire che quella procedura è quella che seleziona i mutanti, bisognerebbe avere fatto una sequenza di popolazione molto estesa, che io non ho visto. Io le uniche sequenze che ho visto sono quelle nazionali, il GISAID. Tra l'altro l'Italia, io sto lanciando questo consorzio per il sequenziamento perché abbiamo sequenziato meno di tutti, ahimè, anche a Padova io sequenziavo tutto, ma ecco, quindi voglio dire, per dire che quella è la variante. E poi bisognerebbe anche dire che quell'epitopo è quello che non è riconosciuto agli anticorpi, ma non lo possiamo dire perché l'azienda non dice, per motivi di patent, non ho risposto a una questione di Biden, sì, sulla compulsory license, che sarà difficile ovviamente privare la proprietà intellettuale. Vi ricordo che Obama, quando nell'Obamacare ha cercato di rendere pubblica la sanità un po' come il National Health System, chi si è trovato contro? Le più grandi università americane che sono private, Harvard, Stanford, Yale, perché allora ecco, io dico che ci sono tante cose che vanno chiarite, è difficile ecco. E poi se ho fatto una semplice analisi, ho visto che, per mia curiosità, che molti di quei mutanti invece sono tranquillamente riconosciuti dai test. Quindi io dico, lasciamo che parli la scienza, sia la scienza a dire, ok? Però stiamo parlando di quello che scienza non è, mi scusi. Guidone, Giacomo Muzzi e Malavasi, se riusciamo a stringere, mi fate una grande cortesia anche per lasciare libero il professore. Sì. Buongiorno professore, le faccio rapidamente tre domande. Le chiedo, la prima domanda, l'immunologa Viola ha sostenuto che il vaccino AstraZeneca andrebbe dato solo agli under 60 uomini e che invece sarebbe sbagliato non considerare un rischio per le donne. Volevo sapere qual è la sua opinione. Solo agli under 60 uomini? Sì. Cioè il contrario di quello che abbiamo indicato noi? Under o over? No, under 60 ha detto la virologa Viola. Preferisco non commentare, non so se la Viola ha qualche altra ipotesi, ma under 60 vuol dire dai 59 in giù? Esatto. Mi pare che in controtendenza con tutto quello che sta avvenendo nel resto del mondo. Non so, preferirei non commentare. Non avete esattamente così. Nella domanda di poter aprire e somministrare il vaccino sotto i 60 anni, avrebbe detto può essere ma non alle donne. Questa è stata la... Cioè, ha fatto una differenza tra maschio. Allora valuteremo, questo io ho già espresso il mio al Ministro e alla CTS e alla cabina di regia, quella che è la mia opinione, però non posso esternarla qui. Per motivi di riservo, perché uscirà domani, credo, dal CTS, e quindi noi siamo tenuti a riservo. Comunque l'unica cosa che posso dire, senza entrare in commento, perché mi pare che sia under e over, eccetera. Sì, le donne sembrano avere una predisposizione, ma non l'abbiamo ancora capito perché. All'inizio erano le infermiere in prevalenza, quindi anche i tedeschi, la Stico ci dicevano. È chiaro che noi non siamo nella condizione di Israele di avere dosi sufficienti di mRNA o di fare a meno di AstraZeneca e di Johnson & Johnson.
perché abbiamo la copertura, allora, mentre se abbiamo coperto gli ultra novantenni è oltre l'85% e i novantenni, e gli ultra ottantenni siamo all'80% e siamo al settantenni mi pare intorno al 40-50%, è la categoria più a rischio, sono i 60-69 anni, perché siamo sul 20%. E se voi calcolate il rischio di morire di Covid, è dai 59 in giù 0,8% e poi va a scendere, addirittura diventarsi è quasi inesistente nei giovani, ma dai 60 ai 69 è del 3%. Aumenta al 10%, arriva fino al 19%, quindi noi dobbiamo coprire quella fascia. Allora, se la Viola Manassunto parlava degli under, come ha detto lei, bisognerà pensare per non andare under, ma bisogna vedere fino a quando, e questo non glielo posso anticipare. Ecco, a questo proposito le chiedo anche se le 3 varianti più diffuse in Europa aumentano il rischio di contagio anche per le fasce di popolazioni più giovani, in particolare per quelli che hanno tra i 40 e i 59 anni. E ultima cosa, le chiedo, abbiamo sentito che a breve si potrà aprire alla vaccinazione anche ai 20enni e ai 30enni, e le chiedo qual è la sua valutazione, considerando anche che per questa fascia di età per adesso insomma i vaccini sembrano essere di là da venire. Allora, varianti, scusi, per il quarantenni, io posso dirle che uno studio, ma non è ancora pubblicato, ma però se lei va a guardare i dati dell'ISS e quelli della protezione civile, si accorge che, guardi, sono proprio le fasce giovani quelle che stanno crescendo, ma non i quarantenni, 0,9 le ho detto. Ok, quindi sembra che siano queste, anche se sono quelli che sono o asintomatici o hanno pochi sintomi e trasmettono anche meno, per un motivo che ancora non sappiamo, ma probabilmente è che riescono a far fuori il virus in tempi molto rapidi. I vaccini, l'altra domanda, che era i ventenni e i trentenni, certo, a un certo momento bisognerà anche coprire quelli, però adesso bisognerà vedere con cosa li copriamo. Ecco, direi gli inglesi sui trentenni fanno già l'mRNA, quindi è quello che dovremmo avere a disposizione. E le posso anche dire, perché è pubblicato, è uscito ieri su Science, che se lei fa una valutazione in un paese a bassa prevalenza ma anche alta prevalenza, c'è più rischio di una trombosi tra i 20 e i 30 anni che morire di Covid. Quindi è un classico caso dove il rischio supera il beneficio. E quindi io credo che sarà difficile raccomandare un adenoviral vector, cioè un vettore adenovirale AstraZeneca Johnson & Johnson. Sputnik non sappiamo se verrà ancora validato, ha dei problemi, a quell'età. Quindi ci vorrebbe solo molto. Questo però mi riferisco non a quello che deciderà il comitato, scusate, ci tengo molto perché io mi mantengo in riservo, quindi, ma quello che è pubblicato, ok? Se andate a vederlo su Science c'è una relazione dell'EMA e un dato con delle tabelle con rischi, benefici, alta e bassa prevalenza. È istruttivo, andatelo a leggere. Ma oggi la campagna si sta organizzando finché non arrivano indicazioni diverse in questo modo, cioè quindi sotto i 60 anni solo i vaccini a RNA messaggero, sperando che ci siano al momento. Poi è un'indicazione perché l'EM non ha posto restrizione per nessuna età ancora. Poi se arriveranno indicazioni. Scusi Assessore, questo è un esempio di come funziona l'Europa però. Tedeschi e francesi sono andati per i cavoli loro, uno 55 e uno 60. La Spagna ha seguito i tedeschi, addirittura l'Olanda e gli altri hanno mollato, Norvegia i vaccini, quindi sarebbe stato bello che avessimo preso una decisione unanime in Europa. Certo, ma qui sappiamo che è mancata una regia probabilmente europea. Giacomuzzo Malavasi, poi chiudiamo. Professore, velocemente, la campagna italiana. Giacomuzzo Ravasi è uno, non due. No, sono uno e l'altro. Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, Malavasi, Gente Veneta. La campagna vaccinale italiana si arricchirà di altri sieri in previsione che tempi, e reitera a che punto è il vaccino italiano.
Due domande FX. Allora, nuovi vaccini. CureVac doveva essere validata a fine aprile, invece l'EMA si è preso tempo perché sta valutando ancora degli studi. Poi c'è Novavax, ci sono un vaccino francese, un vaccino americano fatto di proteina ricombinante che è ancora under evaluation, ma sembra che funzioni bene negli Stati Uniti, gli studi li hanno fatti là. C'è un vaccino francese ucciso, come quello cinese, che secondo me sarà molto utile, ma è ancora di là da venire, quindi noi abbiamo CureVac che in questo trimestre doveva dare 7.200.000 dosi, però non sappiamo ancora tra il trimestre da aprile a giugno se ci arriverà. Quindi dicevo l'importanza di avere anche un vaccino ucciso, ve lo dico, perché il vaccino tipo quello della poliomielite di Salk, perché noi sappiamo che questa malattia è molto subdola e ci sono dei casi di infezione protratta dove il virus permane. Lì i vaccini con la proteina S non servono, perché quel virus è già nel nostro organismo e passa da una cellula a cellula senza incontrare gli anticorpi che le ha o nel sangue o nel trasudato che c'è tra cellule e tessuti. Ma a quel punto serve una difesa cellulo-mediata, cioè sono i linfociti killer. Quindi un vaccino ucciso è in grado di produrli o di farli produrre contro tutte le proteine del virus, anche quelle che non sono presenti sulla superficie, che sono 4, ve l'ho mostrato nella prima diapositiva, la più rappresentata era quella con i petali della corona, poi c'era la proteina E che è piccolissima, la proteina M, basta, non ce ne sono altre, poi c'è una interna, ma vengono espresse nelle cellule infettate e quindi la risposta immunitaria anche cellula mediata è fondamentale per risolvere una malattia che sia già in atto. Quindi non è detto che noi in futuro non avremo anche richiami con vaccini diversi. Ma è Reitera italiano che fine ha fatto? Reitera italiano, anche qui preferirei non parlare. Reitera sta chiedendo di fare il conto terzi per altre. Malavasi e chiudiamo, grazie. Partendo dall'origine, ho capito bene che lei ha detto che anche per la scarsa trasparenza cinese il Covid-19 potrebbe essere, ha buone probabilità di essere nato in un laboratorio? Non lo dico io, l'ha detto finalmente anche l'OMS, che non sono corrispettivi. Quello che io dico è che non avremo mai la certezza, perché a meno che non troviamo un ospite intermedio o non troviamo questo stesso virus nel pipistrello che è in grado di infettare il pipistrello, ma ormai è evoluto, quindi dal pipistrello è passato all'uomo, quindi possiamo solo sospettare che se è naturale sia passato dal pipistrello all'uomo. Come? Allora, quello che le posso dire è che questi pipistrelli, l'unico posto dove sono in Cina è nella Cina a 3.000 km di distanza da Wuhan, in una caverna, dove c'è stato fatto uno studio di sieroprevalenza e nessuno degli abitanti aveva anticorpi contro questo virus. Quindi uno si aspetta che se c'è un trapasso da uomo a animale, da animale a uomo, avvenga dove quell'animale esiste. Questi pipistrelli sono stati presi e portati a Wuhan. Il cosiddetto pangolino, che è un formichiere, un residuo di 50 milioni di anni fa dell'Eocene che è ancora con la corazza, non esiste in Cina, è una prelibatezza della Thailandia che viene importato, ma è stato scartato perché il primo virus che assomigliava nel mercato del pesce e di animali vivi cinesi, diversamente dal Guangdong, dove hanno trovato il virus del SARS-CoV-1, quello del 2002, negli animali e nelle carni commerciali. Qua non si è trovato, l'unico virus che si trovava era quello umano, perché degli uomini avevano contaminato la carne, ma non era di quegli animali, e lo stesso pangolino è stato abbandonato. E poi le ho detto, ci sono 3 eventi fondamentali che io ho disegnato in un lavoro pubblicato, quindi questa è scienza. Poi anche la scienza si può confutare, ma si deve confutare con altra scienza, e vi posso garantire che nell'ambito della medicina clinica, la medicina clinica non è e forse non sarà mai una scienza esatta. È vero che usa il metodo sperimentale da Galileo, la usiamo anche noi dall'800 in avanti, direi, nella medicina. Ma lei si è reso conto di quanti lavori sono usciti dicendo che la clorochina funziona, che non funziona, che il tocilizumab non funzionava e adesso funziona, che l'inibitore dell'interleuchina, la nincrina, non funzionava e adesso funziona benissimo ed è stato utilizzato. Cioè,
prima che la medicina arrivi a dire una verità, passano degli anni dagli studi clinici, perché hanno dei grossi limiti, e un limite prevalente è che io sono diverso dalla dottoressa Manzan, sono diverso da lei, e che queste differenze fanno sì che un'interazione con ospite, con virus esterno sia totalmente diversa. Quindi quello che io posso dire è che al momento non si può escludere né l'una né l'altra con certezza. Certo, se i cinesi ci avessero detto qualcosa, avessero consegnato i libri di sequenze, avessero dato come richiesto i ceppi di virus che si sono studiati, avessero fatto parlare o lasciato le pubblicazioni che venissero accettate o riviste da peer review, tutto questo non è avvenuto. Sappia che anche questo è uno dei grossi problemi che stiamo parlando, soprattutto ieri nei G20 in Global Health, perché se non c'è diffusione delle notizie, se non c'è un repository dei virus e non ha una banca dei virus disponibile per tutti, se non ci sono fabbriche di vaccini in giro per il mondo, anche se adesso Biden togliesse, e la vedo difficile, ve lo dico perché la proprietà intellettuale, i 20 anni di protezione di un brevetto, ma signori, ci sono industrie che spendono il 40% in ricerca e sviluppo del loro utile e lavorano, e quindi se gli si toglie lo stimolo di un vaccino o della proprietà intellettuale, chi è che fa più ricerca dopo? Perché questa produrre un farmaco vaccino vuol dire andare su decine di migliaia di persone e vuol dire spendere centinaia di milioni di euro e di dollari. Non lo può fare un laboratorio universitario o nessuno. Quindi io credo che sia giusto dal punto di vista etico che a un certo momento la proprietà intellettuale, l'industria dica sì, per questo caso me la tolgo. Io questo lo reputo giusto, ma questa è la mia impressione personale di Giorgio Palù, capite? Poi non è detto che le cose vadano così e non è neanche detto che Biden riesca ad imporsi, ecco, su questa. Quindi, e poi l'industria ha mille modi, però ecco, quello che mi importa è che l'Italia abbia le tecnologie d'avanguardia e reitera, ahimè, non è arrivata neanche alla fase 2 e i risultati immunogenetici, cioè la stimolo dell'immunità, non era diciamo conclusiva, ecco, diciamo così, uso questo termine perché non vorrei. Grazie ai colleghi. Assessore, prego, io solo voglio ringraziare veramente il professor Palù, perché insomma credo che abbiamo assistito sia noi qui ma anche quelli che ci hanno seguito da casa, insomma una lezione vera e propria, un approfondimento, e conosciamo sicuramente qualcosina di più insomma di questo virus, di quello che sta succedendo, e lo ascoltiamo sempre con molto piacere ed è un graditissimo ospite tutte le volte che vuole tornare qui con noi per darci gli aggiornamenti su tutto quello che sta succedendo, ma anche sul suo grande impegno insomma sui tavoli romani. Volentieri, grazie Assessore. Grazie a tutti, arrivederci, grazie professore.